sabato, rieccoci qui puntuali come sempre alle 12 in diretta. Anche oggi tante notizie, tanti temi da affrontare insieme a voi, insieme ai nostri ospiti in queste 2 ore e mezza di diretta. La cronaca naturalmente come sempre in primo piano, ma poi ci sarà un ampio spazio per parlare di economia. Parleremo poi anche delle richieste di aiuto che stanno arrivando sempre più numerose in questi ultimi tempi al telefono amico, legate sicuramente alla situazione che abbiamo vissuto a causa della pandemia, ma poi a pesare sulle richieste di aiuto c'è la crisi economica e c'è la guerra che fa paura, e questi saranno anche i temi che affronteremo poi nella seconda parte della nostra diretta con il dibattito politico, perché insomma sono ore febbrili per la formazione del nuovo governo. Addirittura c'è chi mette in previsione la possibilità che questo governo non veda mai la luce, proprio visti le ultime novità legate a queste frizioni, a queste crepe sempre più profonde che si stanno creando dopo le votazioni per l'elezione al Senato del nuovo presidente La Russa, eletto senza i voti di Forza Italia. Ecco, da lì è iniziata questa lunga crepa tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, con uno scambio con un attacco incrociato tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Insomma, sono ore decisive probabilmente queste per la formazione del nuovo governo, e tutto questo in questa nostra lunga diretta. Ma come detto, partiamo subito con la cronaca e con il ritrovamento nel Trevigiano, nelle campagne del Trevigiano, a Marocco di Mogliano Veneto, dei resti in avanzato stato di decomposizione di un uomo che probabilmente si è tolto la vita. Il ritrovamento risale ad una decina di giorni fa, ad opera di un anziano che stava raccogliendo funghi. Il ritrovamento è avvenuto in una zona poco battuta a ridosso del fiume Dese. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che sono intervenuti sul luogo del ritrovamento insieme con il nucleo di polizia scientifica per recuperare il corpo, che è stato sottoposto all'analisi del caso e per chiarirne la provenienza. La procura di Treviso naturalmente ha aperto un'indagine. Gli inquirenti hanno chiarito che i resti appartenevano ad un uomo che, come detto, probabilmente si è tolto la vita tempo fa, elemento che sarebbe emerso da alcuni oggetti rinvenuti non distante dallo scheletro. È ancora in corso di identificazione della salma da parte dei carabinieri. Si cercano ora riscontri tra le denunce di persone scomparse presentate nell'ultimo anno. E aveva creato apprensione il mancato ritorno a casa di una pensionata vicentina che era andata a raccogliere funghi nei boschi del Veronese. Ieri sera le squadre di soccorso sono riuscite a ritrovarla. Brendola. L'anziana signora di 77 anni, che non aveva fatto ritorno a casa dopo un'escursione nei boschi a caccia di funghi, è stata finalmente ritrovata sana e salva. Una squadra dei vigili del fuoco e del personale del soccorso alpino l'ha trovata infreddolita ma cosciente, in fondo ad un dirupo. La donna, che si era diretta in località Sprea, a Badia Calaverna, nel percorrere i pendii lungo il canalone, avrebbe smarrito il sentiero e senza riferimenti noti non è più riuscita a trovare la via del ritorno. Immediato l'allarme lanciato dai familiari, che non hanno visto rientrare la pensionata a casa. Scattata la macchina dei soccorsi, a cui hanno preso parte il nucleo cinofili, il reparto volo, gli operatori TAS a topografia applicata al soccorso, numerosi volontari, gli operatori SAPR dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Impiegato anche un elicottero per agevolare le ricerche a terra, vista la fitta vegetazione presente nella zona, coordinato personalmente dal comandante dei Vigili del Fuoco di Verona, Luigi Giudice. Sono stati sorpresi a bere birra in un giardino pubblico nonostante vi fosse un divieto. Per questo 3 cittadini dell'Est Europa sono stati multati. L'episodio è accaduto a Campo San Piero, in provincia di Padova. Stavano consumando birra nel parco di via Cordenons a Campo San Piero, nell'Alta Padovana, nonostante il divieto di consumare alcolici nelle aree verdi cittadine.
Sono quindi stati multati dalla polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. I tre, tutti originari dell'Est Europa, residenti nell'Alta Padovana e volti noti alle forze dell'ordine, erano già stati avvertiti in precedenza dagli agenti e, nonostante il cartello che segnalava il divieto di consumare alcolici, venerdì alle 12 erano nell'area verde con delle birre in mano. Sono stati tutti e tre identificati e il possessore delle birre è stato multato con una sanzione di 300 euro, multa che può essere tramutata in servizi di pubblica utilità per la collettività. Lasciamo per un attimo la cronaca, ma torneremo tra pochissimo con un collegamento insieme al nostro Christian Arboit per gli sviluppi legati alla strage di Jesolo, dove persero la vita 4 giovanissimi ragazzi. Apriamo per un attimo la pagina politica. Ho parlato in apertura di quelle che sono le frizioni all'interno del centrodestra, della maggioranza nate dopo l'elezione di La Russa, Presidente del Senato. Ieri invece c'è stata l'elezione del nuovo Presidente della Camera. Si tratta di Lorenzo Fontana, veronese, 42 anni, originario dalla parte materna di Pederobba, nella Trevigiano. Nel suo discorso di insediamento ha parlato di diversità e autonomia. L'elezione è stata preceduta da un'azione di protesta di alcuni parlamentari veneti, tra loro Scarpa e Zan. La diversità non è rottura, la diversità non è indice di superiorità di alcune realtà su altre viste erroneamente come inferiori, ma è espressione di democrazia e rispetto della storia. È la ricchezza dell'Italia e la ricchezza dell'Europa, sta proprio nella diversità. Parla delle diversità il nuovo presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, 42 anni, eletto come terza carica dello Stato con 222 voti. Diversità che per Fontana, che cita e ringrazia Sergio Mattarella e Papa Francesco, significa anche autonomia. E il compito delle istituzioni italiane è proprio quello di sublimare tali diversità, di valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione. Parole che vengono subito accolte positivamente in Veneto dal presidente della regione Luca Zaia. È partito con il piede giusto, dice il governatore. Soddisfazione anche da parte della sua vice, pure lei veronese, Elisa De Berti. È stata una sorpresa perché nessuno di noi ce lo aspettava e la notizia è uscita ieri. Io la accolgo con favore, insomma conosco Lorenzo e sono sicura che svolgerà al meglio questo importante compito. Insomma, sarà la terza carica dello Stato, non capita tutti i giorni. Vice segretario della Lega e già ministro della Famiglia, l'elezione di Fontana è stata preceduta da una contestazione in buona parte veneta con i deputati Dem, il padovano Alessandro Zan e la trevigiana Rachele Scarpa, che hanno esposto uno striscione dove il neopresidente viene definito omofobo e pro-Putin. Scarpa nel pomeriggio ha ricevuto insulti pesantissimi via social. Non mi farò intimidire, scrive, dichiarandosi pronta a denunciare i leoni da tastiera. E siamo adesso all'ampia pagina economica con un vademecum stilato dall'Associazione di categoria di baristi e ristoratori padovani per evitare che le attività chiudano definitivamente, preferendo invece una sospensione. Tutto questo legato naturalmente ai rincari che pesano su tutto il settore economico. Sentiamo di che cosa si tratta. Il caro energia e la conseguente crisi per bar e ristoranti ha spinto l'Appe a stilare un vademecum per aiutare gli imprenditori ad evitare la chiusura definitiva delle attività e trasformarla in una sospensione temporanea, dagli aspetti fiscali a quelli amministrativi e previdenziali, per scongiurare il fermo delle aziende. L'esercente ha uno strumento per poter valutare prima di chiudere definitivamente l'attività se sia il caso, magari per 1, 2 o più, qualche mese, di sospenderla, quindi congelarla in attesa magari di tempi migliori e poterla quindi riattivare. Per questo abbiamo redatto questo vademecum. Sono molti pubblici esercizi che hanno chiesto aiuto ai rappresentanti di categoria per trovare una soluzione che possa scongiurare l'abbassamento delle serrande definitivo e per salvaguardare l'occupazione. C'è la cassa integrazione
che però non è la cassa integrazione semplificata che operava in tempi Covid, adesso è una cassa integrazione di tipo ordinario, quindi c'è tutta una procedura piuttosto complicata da rispettare, quindi con il coinvolgimento delle parti sindacali, dell'INPS e la dimostrazione della intanto crisi d'impresa e poi della possibilità di riavviare l'attività, e quindi per quanto riguarda la cassa integrazione il percorso è un po' a ostacoli. Comunque abbiamo voluto mettere a disposizione questo strumento in più per l'esercente per valutare appunto il da farsi in questo periodo complicatissimo. E da tempo il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina, lo vediamo tutti quando andiamo alle pompe di carburante, mettendo in difficoltà gli autotrasportatori piccoli ma anche grandi. Facciamo il punto della situazione nel servizio. Perché il gasolio ha raggiunto e superato il prezzo della benzina verde? Ma sicuramente era un problema che ci eravamo posti ancora qualche tempo fa. La richiesta del gasolio è molto elevata, quindi il mercato richiede gasolio e in automatico c'è l'aumento del gasolio e la diminuzione della benzina. Noi guardiamo anche quello che succede a livello di vendite di auto e soprattutto di autotrasportatori. Il gasolio è molto richiesto, quindi normalmente quando un prodotto viene richiesto c'è richiesta e c'è l'aumento del prezzo. La reazione di autotrasportatori, di piccoli magari padroncini davanti a questo aumento, rassegnati suppongo? Sicuramente rassegnati, molto preoccupati, perché noi sappiamo benissimo che un autotrasportatore, un autoarticolato come questo fa 800, 900, 1000 euro di gasolio con dei consumi molto elevati, quindi anche i costi, dopo questo si ripercuote anche per i costi finali delle materie prime. E non ci sono alternative? Purtroppo no. Abbiamo ancora lo sconto sulle accise che sicuramente spero venga rinnovato fino a fine anno. Ripeto, secondo me questo deve essere uno sconto, una diminuzione delle accise strutturato e non solo spot come è stato fatto adesso, è rimandato di mese in mese per capire se ci sono le possibilità di riproporlo. Intanto, giovedì 20 ottobre i benzinai Esso del Veneto terranno chiuso. Lo sciopero è motivato dal mancato rinnovo del contratto fermo da 2 anni. E intanto c'è una singolare e generosa iniziativa del comune padovano di Limena che regalerà 220 quintali di legna da ardere ai cittadini più bisognosi. Legna in regalo dal comune. Succede a Limena, alle porte di Padova. Sindaco, vice sindaco e assessore hanno ricevuto 220 quintali di legna da ardere, frutto di una potatura di bosco, da parte dell'azienda Ravagnan, sempre limenese. Da qui l'idea del dono. Da giugno, anche prima, che le bollette stanno schizzando alle stelle. Non ha fatto niente nessuno. Noi abbiamo tanti cittadini che sono in difficoltà e prevedono di essere in difficoltà per l'inverno. Tronchi, tronchetti, ciocchi in dialetto, magari li chiamiamo anche così. In questi giorni gli alpini li hanno tagliati, sono venuti fuori una decina di sacchi, ce ne sono ancora da insacchettare, ci sono dei privati che stanno portando ancora del legname da tagliare, quindi l'iniziativa ha suscitato anche la solidarietà di altri cittadini che stanno portando legna da ardere. Come sceglierete le famiglie? Perché vuol dire avere o una famosa stua in casa o avere un caminetto, come vi regolerete? E poi insomma guarderete cosa? L'ISEE? No, assolutamente no, questo è un dono per i cittadini limenesi. È ovvio che chi non ha problemi di natura economica o difficoltà, insomma, si guarderà bene dal venire a prendersi le 2 cassette di legna per le persone in difficoltà. Chi avrà bisogno della legna del sindaco potrà ritirare non più di 2 cassette, circa 40 kg, il mercoledì e il sabato mattina alla sede Alpini di via Fratelli Cervi. Tutto questo è legato insomma alla crisi economica, essa stessa legata poi alla guerra. Saluto, la ringrazio davvero per essere con noi, per essere tornata con noi la professoressa Loriana Pellizzon, docente di politica economica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ben ritrovata professoressa, grazie. Buongiorno. Allora, professoressa, innanzitutto come possiamo definire in questo momento la situazione che si è creata all'interno dell'Unione Europea dopo quel 23 febbraio 2022 con l'invasione di fatto russa in Ucraina? Come sono cambiati gli equilibri di un'Europa che si è ritrovata sotto certi versi più unita, ma fino ad un certo punto probabilmente? Poi spiegheremo anche quello che sta succedendo sul fronte economico.
La guerra in Ucraina ovviamente sta ponendo delle questioni importanti in Europa, soprattutto per il futuro, cioè l'Europa deve decidere se vuole in qualche modo intervenire e anche dal punto di vista economico e fiscale in maniera unita e quindi rispondere anche alla crisi energetica in maniera unita, come ha fatto per la crisi del Covid e quindi la crisi pandemica, oppure se decide di fare un passo indietro e tornare in qualche modo ad essere frammentata, e sappiamo bene che in modo frammentato l'Europa non va da nessuna parte. Quindi adesso è veramente ad un bivio. Ci ritroviamo con le stesse situazioni che avevamo prima della pandemia per quanto riguarda appunto gli accordi europei, anche se devo dire che negli ultimi giorni sembra che in qualche modo torni l'idea che un'Europa unita in realtà è più forte e porta benefici a tutti. Però guardando, ascoltando quello che è un po' le notizie che ci arrivano, vediamo un'Europa unita nel momento in cui si decide di inviare nuove armi all'Ucraina, nel momento in cui si avvallano le sanzioni alla Russia, ma nel momento in cui c'è da discutere, ed è l'emblema probabilmente il price cap, quindi un tetto al prezzo del gas, o comunque di una linea comune nell'affrontare la crisi energetica, e lì insomma l'unione viene meno, o comunque si fatica a trovare un punto in comune. È proprio l'elemento economico che fa scricchiolare questa unione. Allora, questo è un problema vecchio che l'Europa ha. A partire proprio dall'unione monetaria, che in qualche modo mette insieme paesi che vanno a velocità diverse, che hanno livelli di disoccupazione diverse, che hanno anche livelli di inflazione adesso diversi. E quindi il problema è scaturito dal fatto che da un lato non c'è accordo sul mettere un cap al prezzo del gas, e dall'altro c'è stato l'intervento da parte della Germania nel dire do finanziamenti o comunque supporto l'economia per 200 miliardi. Questo ovviamente ha creato un sacco di problemi, perché da un lato sembra che ci sia quindi una competizione non adeguata e non in qualche modo rispettosa delle competizioni degli altri paesi. Dall'altro però sembra che la Germania abbia capito che in realtà quella non è la strada giusta, e quindi da un lato porta come ragione il fatto che se la Germania in realtà non va in recessione o non andrà troppo in recessione, questo porterà comunque un beneficio a tutta l'Europa, e questo è vero. Dall'altro si sta discutendo nuovamente della possibilità di utilizzare fondi a livello europeo che verranno poi distribuiti nei diversi paesi. Però questo secondo me pone un problema. È già stato fatto a livello, diciamo così, europeo l'emissione di titoli obbligazionari per finanziare appunto i progetti PNRR, però dall'altro lato c'è un limite, e o l'Europa veramente vorrà creare un'unione anche fiscale, altrimenti non andremo da nessuna parte. In tutto questo c'è un soggetto che è la Turchia, che dal punto di vista diplomatico si offre come mediatore tra Ucraina e Russia, e dall'altro poi sottoscrive un accordo con Putin proprio per quanto riguarda il gas, per una Turchia hub delle forniture di gas, e questo ha destabilizzato ulteriormente probabilmente gli equilibri. Questo dà per l'ennesima volta la conferma che o effettivamente l'Europa riesce a rispondere in maniera unita, altrimenti se abbiamo paesi che avranno lo stesso comportamento della Turchia, che da un lato appunto sembra che stiano supportando l'Europa e dall'altro lato stanno supportando Putin, praticamente fare il doppio gioco è chiaro che non porta beneficio nel lungo periodo. Dal punto di vista diplomatico è un'Europa debole, che probabilmente non ha fatto abbastanza dal suo punto di vista, professoressa. L'Europa è debole da sempre, e quindi non è che ce ne dobbiamo stupire, perché in realtà non si sono voluti fare quei passi avanti, a partire anche dall'Italia, nell'accettare che
o effettivamente si va a ridurre un minimo di sovranità e la si cede a livello europeo per fare in modo che effettivamente diventiamo un'Europa che può avere un peso a livello internazionale, se facciamo sempre prevalere l'idea che in realtà uno nel suo paese deve avere il diritto sempre di decidere su tutto e quindi non delegare diciamo così, a finalità più ampie determinate, diciamo così, questioni, non andremo da nessuna parte. E questo deve essere, secondo me, sono passi avanti che l'Europa un po' alla volta sta facendo, sono già 60 anni che sta provando a farlo e speriamo che con qualche scossone in più si arrivi effettivamente ad un'unione fiscale dell'Europa. Diciamo che il conflitto nel cuore dell'Europa potrebbe essere quella molla che farà scattare il vero cambiamento dell'Europa unita sotto tanti punti di vista. Militarmente si sta discutendo addirittura di uno scudo antiaereo a livello europeo, ma anche economicamente con una vera e propria regia europea dal punto di vista fiscale, economico. Sì, questo sarebbe l'obiettivo. Il problema è che a livello dei singoli paesi vuol dire che effettivamente si cede un po' di sovranità all'Europa e siamo pronti a farlo? Questo è il grande interrogativo, anche perché poi ci sono due superpotenze, professoressa, Stati Uniti e Cina, che insomma in questa fase c'è chi dice, perché l'opinione pubblica insomma lo sappiamo come sia in fermento di fronte a queste evoluzioni, dicendo che in qualche modo l'Europa sia controllata dagli Stati Uniti, ci sia una Cina che guarda ma non sta tanto a guardare e comunque trae profitti da quello che sta accadendo, anche se sappiamo come l'instabilità mondiale pesi sulla Cina, che proprio per l'aspetto economico vive su un equilibrio mondiale e quindi ci guadagna ma ne soffre, e per questo anche nei giorni scorsi ha chiesto un cessate il fuoco imminente in Ucraina. Insomma, le due superpotenze come stanno affrontando questa fase? Le due superpotenze ovviamente stanno facendo una grande partita a scacchi. Ognuna cerca in qualche modo di mettere sul piatto la loro visione del mondo, una diciamo così economica, efficiente, che però in qualche modo non riconosce diritti umani e democrazia, e l'altra che in qualche modo cerca di essere ancora la superpotenza che era quella uscita appunto dopo la seconda guerra mondiale. L'Europa avrebbe un terzo modo per in qualche modo rispondere a dove vogliamo andare nel futuro, che è sì ovviamente di democrazia, ma anche diciamo così, di attenzione al sociale, quindi di welfare, cosa che appunto negli schemi degli Stati Uniti non c'è. E quindi in qualche modo da un lato è costretta a partecipare a questa partita a scacchi, ovviamente a fianco degli Stati Uniti, dall'altro lato ovviamente che cosa vorrà dire? Che sempre più il mondo sarà bipolare, cioè avremo un blocco che in qualche modo vuole portare avanti il tema dei diritti umani, della democrazia, e se l'Europa appunto avrà modo di essere unita, anche un tema di welfare e quindi di sociale, di attenzione appunto alle persone che hanno più difficoltà, oppure andremo ovviamente tutti contro tutti con i risultati che saranno sempre più povertà e sempre più discriminazione e così via. Professoressa, come guardano gli studenti, i ragazzi più giovani a quello che sta accadendo a livello europeo ma anche a livello globale? Che occhio critico hanno? I ragazzi in realtà sono perplessi, attoniti, stupiti, perché da un lato c'è una guerra che è vicino alle nostre porte, ma che loro non riescono proprio a capire. Per loro sembra un film o un videogioco. E se vediamo anche le immagini che vengono in qualche modo date di questa guerra, è una guerra fatta da adulti.
non si vedono tanti giovani, non c'è un modo, tranne in casi in cui i soldati appunto russi sono stati arruolati, quello è l'unico momento in cui in qualche modo i ragazzi che adesso hanno 20 anni, 22, non hanno mai visto la lira, si possono eventualmente immedesimare. Vedo che tutto sommato attira molto di più quello che sta succedendo in Iran, perché lì tutto sommato vedono immagini di ragazzi come loro che stanno in qualche modo combattendo per un ideale. Quindi c'è questa situazione un po' strana che la guerra che è più vicina in qualche modo li tocca, ma li tocca poco. Non la riescono a capire, capiscono molto di più quella che per esempio sta succedendo in Iran, che sembra un po' strano. Sì, beh, è molto interessante questa lettura che sta dando, perché se nella prima fase saranno visti i ragazzi, anche gli stessi soldati russi molto giovani, allontanarsi, e lì c'era stato probabilmente un risveglio anche delle coscienze dei più giovani, adesso probabilmente questo è passato in secondo piano e quindi emerge più una vicinanza con i loro coetanei in Iran. Professoressa, l'ultimissima domanda, mi riaggancio a quello che lei aveva detto, ci avviamo sempre verso più un mondo bipolare. Mi ricordo di una dichiarazione lasciata dal grande imprenditore Riccardo Illy poco tempo fa all'assemblea di Assindustria, dei giovani di Assindustria, che aveva detto: stiamo andando sempre di più verso una globalizzazione che rivede i propri equilibri, da un lato il mondo democratico, dall'altro gli stati autoritari, in mezzo quelli che non si schierano, e per chi commercia all'estero questo rischia di diventare un grande ostacolo. Condivide questa posizione? No, io immagino che questo sia un grosso problema, però ovviamente deve essere inserito in una visione più ampia che in qualche modo ci porta a far capire quale sarà il futuro e quindi il mondo in cui vogliamo andare a vivere, perché in origine la globalizzazione era in qualche modo spinta dall'idea che con il commercio si potesse portare la democrazia e i diritti umani. Abbiamo visto che questo non è possibile, quindi o il commercio viene vincolato a in qualche modo un tema legato appunto alla democrazia e ai diritti umani, e se vogliamo anche al tema della sostenibilità in generale, che ha appunto all'interno anche tutta la parte delle tematiche legate ai diritti umani, al sociale, eccetera, e quindi appunto fare in modo che scambi internazionali e investimenti siano associati a queste idee, altrimenti se torniamo appunto ad un mondo globalizzato come quello che avevamo prima, abbiamo visto che in realtà corriamo dei rischi forse troppo elevati. Grazie davvero professoressa, perché ci ha aiutati ad analizzare un po' meglio la situazione, ci ha aperto gli occhi ancora di più. Grazie davvero alla professoressa Loriana Pelizzon, docente di politica economica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie, spero di poterla ospitare nuovamente per ulteriori analisi, ulteriori riflessioni. Grazie davvero professoressa, buon lavoro e buon... Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Salute a tutti. Grazie davvero, buona giornata e buon sabato. Chiedo alla regia se siamo in grado adesso di collegarci, lo aveva annunciato poco fa il nostro Christian Arboit per gli aggiornamenti. Ecco, lo vedo il nostro Christian Arboit per gli aggiornamenti. Ieri abbiamo visto la protesta dei genitori dei 4 ragazzi vittime della strage di Jesolo che chiedevano che venisse fatta giustizia. C'era il rischio che l'uomo ritenuto responsabile dell'incidente mortale non finisse in carcere. Bene, ci sono delle novità importanti. Buongiorno Cristian e buongiorno anche alla tua ospite, la signora Romina. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori e telespettatrici di Antenna 3. Mi trovo qui con Romina Ceccato, la conoscete tutti, è spesso nostra ospite, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli morti tra il 13 e il 14 luglio in via Pesarona a Jesolo, in quel terribile incidente stradale, quando la macchina su cui viaggiavano i 4 ragazzi fu speronata di fatto dal mezzo di Marius Salin Marignica, trentenne romeno di professione.
Abbiamo un problema con l'audio, Christian, se mi senti non ti sentiamo più, è scomparsa, per cui probabilmente c'è un problema di microfono. Allora facciamo così, Christian, verificate un attimo insieme al nostro Lucio Zanato l'audio del microfono, io vado in pubblicità pochi minuti e poi torniamo con Christian Arboit e la signora Romina per gli aggiornamenti. A tra pochissimo. Diretta, torniamo subito a Musile con il nostro Christian Arboit per gli aggiornamenti sulla strage di Jesolo, costata la vita ai 4 giovanissimi ragazzi. A te la linea, Christian. Sì, Francesca, come dicevamo, una vicenda umana e processuale che nelle scorse ore è arrivata al suo epilogo con la carcerazione del trentenne Marius Alin Marinica, questo elettricista romeno di 30 anni che appunto è stato giudicato responsabile per l'omicidio stradale di questi 4 giovani. Sono stati soprannominati, ormai lo sapete tutti, i quattro angeli. Era la notte tra il 13 e il 14 luglio, la macchina di Marinica speronò il mezzo sul quale viaggiavano i 4 ragazzi che finirono in un fossato in via Pesarona a Jesolo. Poi la macchina di Marinica scomparve nel nulla, il trentenne si diede alla fuga. È nato ovviamente un processo che è stato anche abbastanza veloce per certi versi. Dobbiamo sempre considerare quali sono i tempi della giustizia in Italia. L'unico problema, chiamiamolo così, che è stato segnalato dagli stessi genitori con una protesta che ieri mattina ha avuto il suo culmine in Procura della Repubblica a Venezia, l'unico tema era proprio la carcerazione, perché fino all'ultimo minuto si è rischiato di non avere giustizia di fatto, Romina. Sì, è così. Avevamo ormai perso le speranze perché non vedevamo arrivare nulla e malgrado i nostri avvocati, lo studio Guido Simonetti, che hanno fatto di tutto per cercare di capire e sono andati perfino in una Cassazione, quindi hanno fatto tutto quello che era possibile, non riuscivamo a capire qual era il problema, che non arrivasse questo documento che potesse portare, scusatemi del termine, chi ha ucciso questi 4 ragazzi in carcere, in modo di potergli dargli un po' di giustizia, perché era ora che la meritassero. Cose burocratiche che logicamente io non ne sono competente, quindi è una cosa che riguarda, ha fatto sì che invece le cose andassero bene. Quindi ieri l'assassino, scusatemi il termine che viene detto da una mamma, ma in alcuni momenti sono anch'io una mamma come tutti gli altri, questi 4 angeli hanno avuto la loro giustizia, poco, tanta, non ha importanza, ma hanno avuto la loro giustizia. Diciamo che il rischio per alcuni giorni è stato appunto quello che Marinica finisse i servizi sociali e non in carcere, ipotesi che voi volevate scongiurare ieri. Quindi la protesta, il sit-in, il presidio, chiamiamolo come vogliamo, che abbiamo seguito in Procura della Repubblica a Venezia. Quindi un momento di protesta, poi nel pomeriggio di ieri la carcerazione di fatto. Ieri sera, per chi ha visto il nostro telegiornale di Venezia, lo abbiamo dato praticamente in tempo reale, perché nel momento in cui è andato in onda il servizio, Francesca, con la protesta dei genitori, Romina ci ha chiamato e ci ha detto: guardate, è stato arrestato. Qui non si tratta ovviamente di essere soddisfatti per l'arresto di una persona, però appunto lei dice noi avevamo bisogno di un segnale come genitori. Sì, io l'ho sempre detto e tu lo sai molto bene, in ogni tua trasmissione non mi sono mai espressa contro, malgrado come mamma potrei farlo, ma dico solo che è giusto dare giustizia a chi non c'è più, e la giustizia la possiamo fare solo noi genitori che rimaniamo, o parenti, o chi è. Quindi io dico, finalmente, poca, che sia tanta come ho detto prima, questi 4 angeli ora possono riposare un po' in pace.
Anche perché, ecco, aspetto che va sottolineato, abbiamo sottolineato spesso, voi ve lo ritrovavate davanti, Marinica, perché anche lei abita poco distante dal trentenne, quindi lo ha visto più volte sul balcone di casa, mentre lei andava magari in cimitero. Sì, noi l'abbiamo visto molte volte, non nego che alcune volte istintivamente, anche se alcune persone avevano sempre da ridire o da criticare perché passavamo magari davanti, ma anche se tu non passi davanti, automaticamente quando vai in cimitero e vedi tuo figlio e sai che questa persona è qua, non può non scattare quella rabbia che hai dentro nel dire ma è possibile che su lui sia in terrazza, che fuma una sigaretta, che sta bene e questi 4 ragazzi non hanno ancora giustizia. Allora era ora che finalmente questa giustizia è avvenuta ieri, e una cosa meravigliosa, quindi ringrazio veramente con tutto il cuore tutte le persone che ci sono state accanto, che ci hanno aiutato, e lo studio, appunto, i nostri avvocati, lo studio Simonetti, che non ha mollato fino all'ultimo minuto. Voglio dire una cosa sola, perché magari molte persone adesso penseranno o diranno, ecco, lei ha fatto l'associazione per suo figlio, ha fatto questo, ha fatto l'altro. No, ve lo dico veramente con il cuore. L'associazione, e spero che capiate quello che vi sto dicendo, l'associazione è nata perché è successo questo incidente, ma l'associazione continuerà a vivere e io continuerò a portare avanti la battaglia che sto e ho iniziato dalla morte di mio figlio, perché l'associazione è per tutte le vittime della strada. Logicamente non possiamo negare che l'ho voluta per questo, quindi io vi dico non mollate, continuate a lottare, continuate a combattere, perché prima o dopo la giustizia arriva e se avete bisogno l'associazione sarà sempre disponibile e io per prima sarò lì a darvi una mano a portare avanti le vostre battaglie. Quindi l'associazione è per tutte le vittime e continuerà ad esserlo per tutte le vittime della strada. Ecco, Francesca, l'associazione a cui fa riferimento Romina è l'associazione Alba Luci sulla Buona Strada, che è l'associazione fondata all'indomani della tragedia che si sta occupando di sicurezza stradale a 360 gradi. Poche settimane fa la stessa Romina era accanto alle istituzioni trevigiane, alle forze dell'ordine, al Sant'Artemio in provincia, dove come sapete è stata lanciata questa task force per la sicurezza stradale dopo l'anno davvero nero sul fronte degli incidenti stradali che si è registrato in provincia di Treviso. Io Romina la saluto e la ringrazio. Francesca, se non hai domande, con Lucio Zanato ti restituirei la linea. Grazie a Cristian Arboite, grazie a Lucio Zanato e grazie alla signora Romina per le sue parole, la sua testimonianza. E adesso torniamo alla pagina dell'economia con la storia. Ve l'avevamo già raccontata un anno fa, è la storia di 2 ragazzi, 2 studenti universitari che in piena pandemia, ai tempi della DAD, decidono di lasciare gli studi e di dedicarsi ad un'attività artigianale, rilevando quell'attività che probabilmente avrebbe rischiato di spegnersi con l'uscita di scena dell'imprenditore che ne aveva dato vita. Decidono di prendere in mano questa impresa, di imparare il mestiere, sfidano dunque quelle che sono anche le difficoltà legate alla burocrazia, legate insomma ad un'impresa che deve ripartire e poi all'improvviso si trovano a dover fare i conti, come tutti gli imprenditori, con la crisi legata al caro energia. Saluto e ringrazio e do di nuovo il benvenuto, mi fa piacere ritrovarli sempre nella loro azienda. Buongiorno a Veronica De Bona e a Bruno Bisol, ben ritrovati. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto vi chiedo come sono stati, voi avete preso in mano questa impresa nel luglio dell'anno scorso, se non ricordo male, quindi siamo ad 1 anno e qualche mese. Come sta andando? Com'è stata questa avventura che ci avevate raccontato all'inizio, proprio quando era appena nata? Allora, rispetto all'inizio di quando abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo lavorato molto per quanto riguarda il crescere a livello aziendale, soprattutto perché abbiamo degli obiettivi e quindi per raggiungerli abbiamo fatto delle scelte. In particolar modo stiamo lavorando per raggiungere un livello di autonomia
per quanto riguarda progettazione, ovviamente, produzione e commercializzazione di tutti i nostri articoli o comunque del nostro mondo, e sicuramente anche questo ci darà una mano ad affrontare eventuali situazioni simili in futuro. Perché voi, come tanti altri vostri colleghi imprenditori, perché ormai questa crisi sta toccando in modo uniforme tutto l'apparato economico, risentite degli aumenti legati proprio all'energia. È possibile capire, probabilmente più che gli aumenti legati all'energia, quello che voi risentite è legato alle materie prime, agli aumenti del costo delle materie prime. Insomma, cerchiamo di capire di che rincari stiamo parlando per quanto riguarda il vostro settore, di che cifre parliamo? Allora, esattamente, le problematiche del giorno d'oggi ci stanno colpendo indirettamente, se si può dire, perché come realtà artigianale non possiamo fare altro che essere inseriti in questa inflazione generale e quindi adeguarci ad essa. I rincari energetici sono un punto cruciale nel nostro settore e in particolare per quanto ci riguarda non sono stati direttamente interni all'azienda, per fortuna direi, ma ne abbiamo risentito maggiormente nelle lavorazioni e nei servizi esterni e di conseguenza quindi nell'aumento delle materie prime che ci venivano vendute. E, se si parla di percentuali rispetto all'anno scorso sarà un 30% più o meno, rispetto però rispetto a 2 anni fa e quindi alle fatture e ai dati con cui ci siamo potuti confrontare della precedente attività, anche un 50-60%. Questo dunque ha un impatto anche sul costo di produzione finale, cioè come questo che impatto sta avendo poi nel momento in cui voi producete questi prodotti e la domanda successiva è come state cercando di assorbire l'impatto di questi rincari? Diciamo che il mercato ha delle regole, se vogliamo generalizzare. Io non sono professore, ma cercherò di spiegarmi semplicemente. Purtroppo noi abbiamo un articolo, o meglio, per fortuna noi abbiamo degli articoli che devono rispettare delle determinate caratteristiche, sia qualitative che a livello di prezzi. Solo che il mercato richiede anche una certa accortezza di quali sono i budget, perché altrimenti si rischia di andare fuori mercato, si dice. E questo per noi è un problema, perché è un limite che non possiamo spostare, cioè il prezzo al nostro pubblico. Allo stesso tempo però abbiamo i rincari energetici e materia prima e produzione e comunque tutti gli aspetti che ci vanno dietro, che noi dobbiamo purtroppo appunto assorbirli come azienda, anche limitando quello che è dobbiamo assorbirli come azienda. C'è poco da fare. La possibilità di far ricadere sul cliente finale è stata presa in considerazione, è stata attuata? State cercando invece di evitare questo perché poi si rischia che il cliente non arrivi? Come detto prima, appunto sì, allora giustamente i rincari devono essere proporzionali, cioè il cliente sicuramente non deve, o meglio, lui affronterà un rincaro che è minore rispetto a quello che è reale, perché se no appunto si va a sforare il prezzo di mercato e quindi non si è più competitivi. Quindi per quanto poco, il minimo indispensabile per rimanere in equilibrio, abbiamo dovuto fare degli aumenti, però giustamente abbiamo anche dovuto rispettare appunto un budget massimo per i nostri clienti, perché ce ne rendiamo conto che non è semplice affrontare questo periodo per tutti. Nell'azienda lavorate solo voi due, questo probabilmente è un aspetto positivo perché non avete costi di gestione dei dipendenti e quindi magari si toglie un po' qualcosa di quelle che sono le entrate personali proprio per evitare di ricadere sul cliente. È così, Veronica? Esatto, noi per fortuna in questo momento non abbiamo dei costi aggiuntivi, però ci sono i pro e contro, perché come ha detto lei ovviamente si va a togliere parte del guadagno personale, quindi sì,
cerchiamo di vedere in un futuro questo aspetto, sia di avere dei dipendenti, come un fattore positivo invece di crescita. Per il momento fortunatamente siamo limitati a noi due. Pensate magari di gestire la produzione, non so, ipotizzo, ci sono delle aziende laddove era possibile che magari producono di sera quando il costo ad esempio dell'energia è inferiore, cioè come vedete i prossimi mesi quando la situazione, da quello che ci dicono gli esperti, non cambierà purtroppo? Allora, io sinceramente non conosco realtà che hanno turni lavorativi industriali, si parla, quindi fabbrica, dove ci sono turni notturni o comunque oltre un certo orario serale. Conosco realtà che hanno turni sormontati, che quindi cominciano magari alle 6 di mattina, alle 5 e mezza, e il primo turno finisce poi all'1 e poi comincia il secondo e termina alle 7 e mezza, 8, ma non si va mai a sforare quello che è poi anche la fascia oraria dell'ENEL, se non per un paio d'ore. Quindi anche questo non è per l'azienda produttrice dei nostri, o comunque che fa il nostro servizio, che potrebbe farci un servizio, alla fine non va ad incidere tanto sul nostro costo quanto sul loro guadagno. Cioè vanno a risparmiare loro, però il costo a noi non diminuirà mai. Come vedete i prossimi mesi? Allora, si spera che ci sia un miglioramento sicuramente dal punto di vista delle materie prime, nel senso che come servizi, come anticipato prima da Bruno, noi stiamo cercando di seguire una linea guida che ci imponga di raggiungere i nostri obiettivi tramite un'autonomia di progettazione e produzione di tutti i nostri articoli, in modo da essere indipendenti riguardo i costi esterni. Di conseguenza, se i costi esterni in qualche modo cerchiamo e riusciremo ad abbatterli, a questo punto si spera solo che la materia prima non faccia ulteriori aumenti. Questo è iniziato prima dello scoppio della guerra, non è un problema legato al conflitto o indipendente per quanto vi riguarda? Questi sono un po' temi complicati da affrontare. Sicuramente noi poi non saremo neanche le persone più adatte per poter dare un parere obiettivo. Comunque la cosa che posso dire è che nella nostra realtà, che è artigianale, ripeto, non possiamo decidere noi quello che succede, quindi noi dobbiamo semplicemente adeguare le nostre scelte e fare le migliori per affrontare il periodo. E stringere i denti. Esatto. Stringere i denti. L'ultima domanda, e perdonatemi per questa domanda, vi siete mai pentiti, avete mai pensato, alla luce di quello che sta succedendo, forse era meglio che non facessimo questa scelta, oppure il vostro coraggio, questa determinazione che vi ha caratterizzato sin dall'inizio, vi fa affrontare con forza anche questa difficoltà imprevista, perché poi insomma questi aumenti non erano in previsione chiaramente quando voi avete iniziato? No, sicuramente pentiti no, anche perché se non ci crediamo noi direttamente non avremo mai una prospettiva di crescita, anzi può essere semplicemente un modo per rafforzarci e per avere già un filone da seguire anche in un futuro. Sicuramente invidio chi questi pensieri non li ha, quindi magari dietro un banco di scuola saremmo stati più tranquilli, però assolutamente non tornerei indietro e sono felice così. Bruno, un messaggio anche agli imprenditori più grandi di voi che in questo momento faticano, e l'abbiamo sentito, c'è anche chi dice sarò magari costretto a fermarmi perché non è possibile andare avanti. Un messaggio di speranza da due giovani che invece vogliono andare avanti e vogliono sfidare insomma anche questi ostacoli lungo il loro cammino. Che messaggio posso dare? Io guardo la mia realtà, io posso dire che se ognuno fa il proprio lavoro correttamente e con dei giusti ideali, sicuramente
questi periodi lo forgia e se li supera sicuramente avrà un successo quando questi periodi finiscono. Assolutamente, anche nei momenti più brutti si trova quella chiave per rafforzare se stessi e anche la propria attività. Grazie davvero per il vostro racconto, naturalmente torna quell'in bocca al lupo che avevo fatto all'inizio, grazie davvero per anche la vostra iniezione di fiducia che serve, soprattutto perché è arrivato due ragazzi così giovani. Grazie a Veronica De Bona, grazie a Bruno Bisol, imprenditori giovanissimi ma che hanno dato questo messaggio importante di fiducia per il futuro. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a lei, buona giornata. Grazie davvero, e questa insomma è la sfida di questi due ragazzi, una sfida lanciata in piena pandemia. Hanno raccolto il testimone di un imprenditore che altrimenti avrebbe visto la propria attività magari morire, e l'hanno portata avanti, la stanno portando avanti nonostante le difficoltà. E adesso torniamo alla politica, perché la Lega Padovana si prepara per i congressi, quello cittadino e quello provinciale. Buongiorno al nostro Francesco Rattai da Padova. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a Padova, siamo con il consigliere regionale Fabrizio Boron, esponente della Lega Padovana e Veneta, e chiediamo lunedì un incontro, un'assemblea, un congresso per eleggere il nuovo segretario cittadino. Per ora sono 3 le candidature: Federica Pietrogrande, Davide Favero e Alain Luciani, che si è presentato un po' a sorpresa all'ultimo minuto. Che congresso sarà? Sarà finalmente un congresso, prima di tutto, perché dopo qualche anno di chiusura e di commissariamenti si inizia a confrontarci e a vedersi. E poi soprattutto una novità, perché è un congresso di cui non si sa chi vota, chi parteciperà, perché non è mai stato comunicato, seppur richiesto, la lista dei votanti. Almeno andrò lì a vedere le facce, no? Almeno vedrò chi c'è, chi è diventato militante negli ultimi mesi, chi non c'è più perché qualcuno ha deciso che dava fastidio. Ecco, perlomeno iniziamo a contare le persone e a vedere quanto questo partito è stato maltrattato negli ultimi anni. Un congresso cittadino che è lungo viatico per il congresso provinciale a fine novembre, e poi probabilmente verso gennaio il congresso nazionale, quello regionale del Veneto. Sì, la parte importante, ovvero il congresso provinciale e quello regionale, sui quali ovviamente avremo almeno il modo di conoscere, visto che sono stati fatti tutti i congressi di sezione, avremo il modo di conoscere chi sono i votanti, chi sono i militanti e quanti sono. E poi ci sarà quello regionale, dove spero che non ci sia la volontà o il tentativo, no, di mettere barriere o blocchi, magari, che ne so, a Roberto Marcato, adesso faccio un nome, ma a chiunque abbia voglia di misurarsi, di confrontarsi e soprattutto di lanciare un messaggio chiaro, che la Liga Veneta è nata per l'autonomia e il federalismo, e quella è la nostra battaglia fino alla fine. Il tema dell'autonomia è stato, se ne è parlato anche ieri alla Camera con l'elezione di Lorenzo Fontana, un esponente, un militante della Liga Veneta da molti anni. È quello l'obiettivo, l'autonomia? Sì, è la madre di tutte le battaglie, come ha detto il presidente Zaia. In particolar modo in periodi così difficili avere la possibilità di governarsi e avere anche le risorse potrebbe dare una spinta e un aiuto sicuramente ai propri cittadini e al proprio popolo. Poi teniamo presente che la Lega è nata per questo, la Lega è federalista, ha nel proprio DNA la trasformazione di questo paese in uno Stato federale e ovviamente ha nel proprio DNA l'autonomia del Veneto, sancita oltretutto con un referendum, si potrebbe dire plebiscitario, del 2017, che ha dato un mandato a chiunque, veneto ovviamente, sia eletto a Roma, di perseguire quella strada. Infatti sono rimasto abbastanza deluso e sbalordito delle novità degli ultimi giorni, ovvero dove chi si siede a Roma molto probabilmente perde la strada maestra. Un congresso, quello prima cittadino, poi lo dicevamo provinciale, una serie di congressi, si cerca l'unità, perché guardandolo da fuori il partito sembra un po' diviso. Certo che si cerca l'unità, però l'unità deve essere voluta da chi oggi ha
le redini in mano del partito, i commissari, quei commissari che non rispondono a nessuno se non a loro stessi e che di fronte alle richieste anche dei candidati di avere la lista dei votanti, perlomeno per poter fare una telefonata a un militante che da 2 anni con la scusa della pandemia non ha potuto incontrare, non lo sa, non si sa, cioè non è stato dato nessun elenco dei votanti che lunedì parteciperanno a questo congresso cittadino. Quindi il fatto di avere ovviamente un partito così chiuso, così ingessato e così diretto mette in difficoltà ovviamente tutto il contesto Lega, che ovviamente alle ultime elezioni politiche si è visto chiaramente. Il dato elettorale che abbiamo avuto il 25 di settembre scorso non è altro che lo specchio di un malessere che dura da qualche anno e che è arrivato al suo culmine. Bene Francesca, questa è l'opinione di Fabrizio Boron. Io ti ripasserei la linea se non ci sono altre domande dallo studio. Grazie a Francesco Rattai, grazie a Fabrizio Boron, molto chiare le sue parole, denotano un po' quello che è il sentiment all'interno del Carroccio. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo ancora qualche minuto di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta tra poco. Siamo tornati in diretta, abbiamo sentito prima la testimonianza, la voce di 2 giovanissimi imprenditori trevigiani che hanno raccontato la loro sfida. Prima nel pieno della pandemia hanno rilevato questa realtà artigiana e adesso sono alle prese con i rincari. E la situazione economica pesa anche sugli artigiani del Milanese a causa dei prezzi alle stelle dell'energia. Se non ci saranno interventi drastici, un'azienda su 3 rischia la chiusura. I comparti produttivi più in sofferenza sono quelli della falegnameria e del manifatturiero. Nel nostro territorio rischia di chiudere un'impresa su 3 per quanto riguarda sia il legno sia il manifatturiero, e stiamo parlando di un comparto che per quanto riguarda le imprese artigiane, le falegnamerie, conta circa 225 addetti distribuiti su 67 sedi, quasi più di un quinto dell'intera provincia, quasi il 23% se guardiamo gli addetti e il 22% se guardiamo il numero delle aziende. È un grido d'allarme molto preoccupato quello che arriva dalle imprese artigiane nel Milanese attraverso le parole del funzionario dell'associazione di categoria Andrea Dal Corso. I costi dell'energia nei primi 2 trimestri del 2022 hanno messo in ginocchio le aziende. L'ulteriore drammatico aumento, previsto nella seconda metà dell'anno, rischia così di diventare il colpo di grazia definitivo che potrebbe costringere un'impresa su 3 a chiudere i battenti, una situazione ormai insostenibile. I primi a soffrire sono il comparto della falegnameria e il settore manufatturiero. Le aziende del manifatturiero sono circa 300 per un totale di più di 2.400 addetti. Si tratta di imprese, famiglie, di un patrimonio produttivo e di persone che rischiano di trovarsi fuori dal mercato del lavoro. I rincari sono impossibili da sostenere per lungo tempo. Abbiamo visto che gli aumenti medi per quanto riguarda le imprese del legno sono di circa 248%, mentre per il manifatturiero sfiorano il 280%. E i comuni cercano di far fronte a questi rincari aiutando le famiglie più in difficoltà, come accade nel comune di Venezia. È stato chiuso il bando per destinare 1,5 milioni di euro alle famiglie appunto in difficoltà per aiutarle a pagare le bollette. Già dalla prossima settimana si attendono le prime erogazioni del contributo. Sono state ben 6.600 le famiglie residenti nel territorio del comune di Venezia che hanno partecipato al bando con cui Cafarsetti ha destinato 1,5 milioni di euro per le famiglie in difficoltà a pagare le bollette a causa dei rincari esorbitanti dei costi dell'energia e delle utenze. Un numero davvero molto significativo di richiedenti. Come spiega l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, si tratta di un contributo una tantum che potrà raggiungere fino a un massimo di 250 euro per nucleo familiare.
Abbiamo emanato un bando 2 settimane fa per sostenere con 1,5 milioni di euro le famiglie veneziane colpite dalla crisi bollette, dal caro bollette. Hanno partecipato 6.600 famiglie veneziane, sono numeri veramente importanti. Il Comune intende adesso verificare velocemente le domande e procedere già dalla prossima settimana a erogare questo contributo una tantum per sostenere in questa fase le famiglie veneziane. L'assessore ricorda che tutto ciò va inserito in un quadro di aiuti molto più articolato. Ovviamente è un piccolo pezzo di un più grande lavoro che stiamo facendo per garantire alla nostra comunità un'assistenza e un aiuto in un momento così difficile. Tra questi lavori ovviamente il recupero delle case comunali e l'emanazione di bandi per assegnare queste case, dall'altra parte anche un lavoro per rinforzare i servizi sociali e accompagnare le famiglie in questo difficile momento. Dopo il Covid non ci voleva anche il caro bollette. Intanto dati tutti positivi per l'industria padovana nel primo semestre del 2022, mentre si avvicina l'unione tra Assindustria Padova-Treviso con quella di Venezia e Rovigo. Un'area vasta industriale più grande di quella che già vede unite Padova e Treviso e che si allargherà a Venezia e Rovigo. Un'area vasta che produce PIL per 86 miliardi, ne esporta 32 e che nei primi 6 mesi di quest'anno ha registrato aumenti nella produzione del 12,5% a Venezia, più 8% a Padova, 6 a Rovigo, 4,7 a Treviso rispetto al 2011. Questo nonostante gli shock energetico dell'inflazione e della guerra. Qual è stata la ricetta? Lavorare, lavorare e lavorare. Questo è il nostro segreto, è quello che sappiamo fare. Teniamo troppo alle nostre aziende, teniamo troppo ai nostri collaboratori e perciò anche adesso dobbiamo andare avanti. Un'area vasta a nord-est che renderà più forti aziende e famiglie per il presidente degli industriali padovani e trevigiani, che aggiunge quella del gas per le imprese è una vera emergenza e lancia una proposta. Lo scenario è uno scenario complicato, il tema energia e gas su tutti sarà la prima assoluta richiesta che viene dal nostro mondo in maniera forte, cioè di mettere mano al tema dell'energia e del gas. Se non viene dall'Europa dobbiamo farlo noi. L'autorisoluzione del gas è un tema, io penso che anche qui noi imprenditori insieme alle amministrazioni vorremmo fare la nostra parte. Penso ad esempio alle comunità energetiche che già sono partite come proceduralità bene sia a Treviso che a Padova, stanno partendo anche a Venezia e Rovigo, quindi io penso che ognuno deve fare la sua parte. Una unione di associazioni confindustriali locali che è ben vista anche da Roma. Io credo che quando c'è diversità, se si riesce a metterla a sistema, sia una grande ricchezza, come succede nelle imprese. Quindi credo che darà a questo territorio maggior consapevolezza della ricchezza, del potenziale che ha e probabilmente permetterà di inserire anche una marcia ulteriore per fare quello che facciamo meglio. E arrivano messaggi di ottimismo dagli imprenditori che si sono riuniti nell'assemblea di Appindustria Confimi dell'Ovest Vicentino, ma anche da loro arriva l'appello al governo per degli interventi urgenti contro il caro energia, ma viene rilanciata anche l'autonomia. Tra gli tsunami dell'economia, tra le onde alte della crisi energetica, i terremoti delle speculazioni finanziarie, nella stagione dei cattivi pensieri, delle bollette che stritolano i conti, della burocrazia che immobilizza le prospettive. È da qui che parte l'assemblea del mandamento Ovest Vicentino di Appindustria Confimi. Parola d'ordine: ottimismo, perché l'ottimismo è il sale del fare impresa. Il messaggio che diamo da questa platea è di essere ottimisti. L'imprenditore, se non è ottimista, trova molte difficoltà per mandare avanti la propria azienda. Il pessimismo non ha mai portato da nessuna parte. Da questa assemblea, organizzata a Gambellara, in uno dei grandi poli logistici italiani, parte un messaggio forte e chiaro al futuro governo. Noi, nuovo governo, lanciamo il messaggio che abbiamo già dato in campagna elettorale, cioè quello di procedere velocemente a una riforma fiscale, abbassando le aliquote e sburocratizzando tutti i processi, per permettere una vita più dignitosa, lasciare le risorse alle aziende per essere investite e superare anche questo momento di crisi. Pensieri e parole degli imprenditori vicentini. Le attività produttive devono riaccendere i motori dell'economia e la scintilla può essere la riforma evocata, rilanciata, rivendicata dell'autonomia. Noi abbiamo bisogno di avere
delle strutture, infrastrutture diverse per poter produrre meglio. L'autonomia è un processo che a cascata si porta dietro la risoluzione di tanti altri problemi. Rivoluzione nel commercio a Venezia. Dopo l'antipaccottiglia, l'assessore Costalonga annuncia un nuovo provvedimento per le attività su suolo pubblico. Dopo il provvedimento antipaccottiglia, il Comune mette in campo un'altra azione per garantire il decoro in città. L'assessore al commercio ha presentato il regolamento per il commercio su aree pubbliche varato dalla Giunta Comunale. Dopo l'antipaccottiglia che colpiva i negozi, trattava i negozi, adesso trattiamo tutto quello che è commercio su suolo pubblico, quindi dai mercati appunto nella terraferma e sia appunto i souvenir nella città insulare. Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale dopo la discussione nelle commissioni competenti e la condivisione con le categorie e gli ordini professionali coinvolti. Il nuovo provvedimento punta a inasprire le misure con azioni più severe nei confronti di chi, pur avendo un titolo concessorio per svolgere la propria attività commerciale su suolo pubblico, non rispetti le regole. Oltre a questo abbiamo fatto un'altra operazione importantissima che forse appunto è tra le prime in Italia, se non la prima. Nell'atto notarile, nella cessione di azienda, dovranno scrivere i notai tutte le pendenze con l'amministrazione, quindi chi prenderà la nuova gestione nel registro d'impresa si vedrà tutte le pendenze con l'amministrazione, quindi multe, mancanze, chiusure. Questo per evitare il cosiddetto fenomeno dell'aprichiudi, per evadere le tasse e le sanzioni comminate dall'amministrazione. L'obiettivo è quello di far entrare in vigore il regolamento nel più breve tempo possibile. Come la pandemia prima, la guerra poi, la crisi economica stanno influendo psicologicamente sui cittadini che sempre più spesso si rivolgono a servizi di sostegno, di aiuto come quello del telefono amico per chiedere un confronto anche semplicemente solo per sfogarsi, e lo chiediamo a Giada Frattantonio, consigliere di Telefono Amico Padova e responsabile della formazione. Ben ritrovata, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Grazie davvero. Noi insieme a lei avevamo parlato qualche tempo fa di come le richieste d'aiuto fossero legate al momento difficile vissuto durante la pandemia, l'isolamento, le restrizioni, la nostra vita che era da un giorno all'altro completamente cambiata, rivoluzionata. Adesso si aggiungono altri aspetti legati in qualche modo alla crisi dovuta alla guerra, ma anche alle difficoltà economiche. Negli ultimi tempi rilevate delle richieste d'aiuto, delle telefonate legate proprio a quello che sta accadendo negli ultimi mesi e legati proprio alla guerra in Ucraina? Allora, posso dire che sicuramente sì, perché le persone quando ci chiamano ci portano appunto il disagio e quello che vivono nell'arco delle loro giornate. Sicuramente in quest'ultimo periodo siamo stati bombardati, possiamo dire così, anche mediaticamente, da notizie che hanno appunto a che fare con la guerra, con la crisi economica, il rincaro delle bollette, quindi portando le persone nelle telefonate a noi il disagio anche legato a come supportano e come vanno avanti insomma le loro giornate, sicuramente riversano nelle telefonate anche questi temi. Diciamo che una preoccupazione che viene fuori nelle telefonate, in alcune è proprio chiara, ed è quella per la crisi economica, cioè come farò ad andare avanti, come farò a pagare le bollette che aumentano sempre di più. In riferimento alla guerra mi sento di dire invece che sono magari gli anziani, le persone che hanno già vissuto in tempi diversi la guerra, ad avere proprio dei ricordi, è come se tornassero i ricordi traumatici di un periodo già vissuto e che quindi questo nuovo assetto di guerriglia ha in qualche modo risvegliato. Questo li porta a rivolgersi anche a noi e a parlare anche con noi di questi temi. Le preoccupazioni legate invece alla crisi economica, quel come farò ad arrivare a fine mese, come farò a pagare le bollette,
che risposte possono arrivare dai vostri volontari, da chi sta dall'altra parte della cornetta? Che rassicurazioni si possono dare ai cittadini? Immaginiamo che siano sempre di più che devono affrontare all'improvviso questa situazione così delicata, perché poi c'è anche dall'altra parte, lo diciamo spesso, l'orgoglio di chiedere aiuto. Sì, esattamente. Allora, quello che facciamo noi, prima di tutto c'è da considerare che siamo cittadini anche noi e quindi allo stesso modo condividiamo, no, lo sfondo economico-sociale delle persone che ci chiamano. Quello che possiamo fare è più che rassicurare e ascoltare. Noi siamo lì appunto perché il nostro obiettivo è quello di configurarci come una sorta di pronto soccorso emotivo. Quindi siamo presenti, cerchiamo di ascoltare, di accogliere, cerchiamo di ascoltare proprio anche la parte emotiva delle persone che ci contattano, al di là dei contenuti che ci portano e anche il come ce li portano, ogni quanto hanno bisogno di riferirsi a noi, perché tantissimi ci chiamano sempre di più, abbiamo sempre più contatti nuovi, sono circa l'80% rispetto all'ammontare totale delle persone che ci chiamano e quindi pensare che anche questo dato sta aumentando ci fa pensare a quanto effettivamente le persone hanno bisogno. Da parte nostra c'è accoglienza, c'è ascolto, si cerca di essere il più possibile in linea empatica con le persone. Dopotutto appunto condividiamo, purtroppo mi viene da dire, lo stesso scenario economico. Certo, le loro preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà. Il dato che ci ha dato questo 80% di nuove chiamate è un dato significativo, anche perché poi si considera sempre il sommerso, questo può essere solo la punta dell'iceberg, perché poi c'è chi tiene dentro e non trova nemmeno il coraggio di chiamare, seppur in forma anonima, il vostro numero. Ed è un campanello d'allarme che dovrebbe suonare molto forte, indicativo delle difficoltà e della profonda crisi che si sta vivendo. Sicuramente sì, perché tenga conto che insomma, nella nostra storia sono sempre state molte le persone, mi viene da dire un po' affezionate al servizio e quindi le persone che continuano a chiamarci anche dopo tanti anni. In quest'ultimo periodo, devo dire in particolar modo dallo scoppio della crisi, insomma, della pandemia, no? Della crisi sanitaria, c'è stato un aumento particolare proprio di nuovi contatti, cioè persone che per la prima volta si rivolgevano a noi. E questo aumento sempre continuo, che comunque nel passare del tempo continua ad esserci, di persone che per la prima volta si rivolgono a Telefono Amico, è sicuramente un segnale che va interpretato in questo senso, mi viene da dire. Anche perché se pensiamo anche ai temi, cioè perché le persone si rivolgono a noi, quello che per lo più, per la stragrande maggioranza dei casi si vede è che si rivolgono a noi perché sono persone sole, perché c'è bisogno di un confronto con qualcuno che magari non è nella vita quotidiana di queste persone e quindi questi due dati messi insieme mi fanno pensare che sempre di più c'è bisogno di essere ascoltati. Affiancato a questo sicuramente continuano ad esserci anche i problemi esistenziali, quindi la sfera del sé, così come il disagio psichico, quindi sempre di più queste sono aree da attenzionare, almeno dal nostro osservatorio mi sento di dire questo. Ecco, per la prima parte del suo ragionamento mi verrebbe da dire che probabilmente manca poi la rete di supporto delle istituzioni, persone sole che trovano sfogo nel vostro servizio, nel Telefono Amico, perché magari manca un supporto anche proprio concreto di chi dovrebbe dare loro un aiuto e quindi parliamo proprio del mondo istituzionale. Sì, probabilmente quello che vediamo noi è anche lo specchio di quello che sta succedendo negli aiuti, insomma nei servizi che dovrebbero esserci a livello pubblico. È vero anche che ci si sta muovendo insomma, in questa direzione, nel senso che poi tante iniziative ultimamente, tanti bandi, tanti progetti riguardano sempre di più anche la salute mentale, quindi mi sento di essere ottimista e fiduciosa rispetto a questo. Al momento sicuramente possiamo dire che Telefono Amico c'è, è comunque un supporto gratuito che è presente su tutto il territorio nazionale perché ci siamo con 20 centri su tutta Italia e ci trovano dalle 10 a mezzanotte, anche questo devo dire che già può essere un grande aiuto perché ad esempio nelle sfere, negli orari serali, che sono quelle della sfera più intima delle persone,
sicuramente noi possiamo rispondere al telefono, a differenza di come invece magari non farebbe un servizio di altro tipo. Per farvi un esempio, a noi capita anche che ci chiamino delle persone che si addormentano con noi, quindi anche questo devo dire che è un segno di grande bisogno di avere qualcuno a fianco in questo momento. Della grande solitudine anche, aggiungerei, perché addormentarsi con la cornetta in mano e dall'altra parte alla fine una persona sconosciuta, perché è un conto che ci si addormenti magari chiacchierando con un amico, con un familiare, ma il fatto che dall'altra parte ci sia qualcuno che non conosce ma che ti sta ascoltando è indicativo della solitudine che vivono sempre più persone. Io ricordo che proprio dai nostri microfoni, dalle nostre telecamere era stato lanciato un appello per trovare nuovi volontari, nuove figure che potessero rispondere, quindi essere preparate, formate per poi rispondere a queste chiamate. Come sta andando? Avete avuto risposte? C'è ancora una carenza di volontari, di persone che appunto sostengano e siano a disposizione per telefono amico per rispondere a queste richieste d'aiuto? Guardi, mi ha preceduta perché avrei sicuramente approfittato di questo invito per lanciare un appello. Allora, sicuramente devo dire che ultimamente vediamo sempre più interesse per la nostra organizzazione di volontariato e questo non può che rendere felici, perché se da un lato aumenta la domanda deve anche aumentare l'offerta, diciamo così, in termini economici. Quello che stiamo facendo è sicuramente continuare a cercare nuovi volontari. A gennaio 2023 partirà un nuovo corso per la formazione di questi nuovi volontari, insomma, o aspiranti volontari, perché per noi la parte formativa è sempre molto importante. Si accede e si diventa volontari effettivamente di telefono amico dopo un corso di formazione che dura mesi. Quindi da gennaio partirà. Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni, per cui chi è interessato, anche chi è all'ascolto e vuole avvicinarsi a questo tipo di volontariato, può andarci a cercare nel nostro sito internet, quindi o Telefono Amico Italia, che è quello di carattere nazionale, oppure Telefono Amico Centro di Padova, appunto è quello per cui parlo io e dove esercito anche io. E sicuramente lì vengono trovate tutte le informazioni per contattarci. Ci si può contattare tramite mail, noi le riceviamo e dopodiché iscriviamo le persone ai nostri corsi di formazione. Avere un po' di tempo libero a disposizione, e poi che altre caratteristiche bisogna avere per diventare volontario di telefono amico e iniziare dunque questi corsi di formazione? Sicuramente la variabile tempo è importante, mi sento di dire, perché è un tipo di volontariato che non riguarda solamente l'ascolto telefonico oppure la risposta via chat, perché noi abbiamo anche il servizio di WhatsApp amico o via mail, perché abbiamo anche il servizio di mail amica, ma quello che è importante è saper essere capaci anche di fare una vita associativa che insomma è caratterizzata dalla condivisione, no? Anche di questa esperienza tra tutti noi volontari. È un'altra cosa che secondo me diventa proprio fondamentale per iniziare questo tipo di percorso, è proprio la consapevolezza che tante volte siamo convinti di saper ascoltare, ma bisogna mettersi in gioco per imparare a farlo davvero, perché quello di cui c'è bisogno in questo tipo di servizio è quel famoso ascolto attivo di cui tanto si parla, ma che poi, iniziando a fare formazione, ognuno di noi si rende conto che in fin dei conti non è poi così scontato, quindi ci vuole anche pazienza per imparare ad esercitare bene una forma di ascolto che dopo possa essere funzionale per chi ci chiama. Sentire è diverso dall'ascoltare, assolutamente vero. Ci sono stati casi, dalla sua esperienza, di persone che da una parte della cornetta si è passata dall'altra parte, mi spiego meglio, che magari aveva chiesto aiuto, che poi è stato aiutato, è uscito da quelle difficoltà e che ha deciso di passare dall'altra parte e a sua volta aiutare chi era in difficoltà? Allora, dalla mia esperienza forse un caso c'è stato. Sicuramente però in questo periodo sono aumentate le testimonianze, questo sì, nel senso che mentre qualche anno fa chi si rivolgeva a noi ovviamente rimaneva nell'anonimato e decideva di rimanerci anche senza palesare la sua esperienza di ascolto da parte dei volontari di telefono amico,
oggi aumentano sempre di più le testimonianze di buon ascolto da parte dei nostri volontari. Infatti anche nel sito internet, nella pagina web di Telefono Amico Italia, si è creata proprio una sezione dedicata all'interno della quale si possono esprimere anche i propri vissuti rispetto all'ascolto che si è ricevuto da parte dei volontari. Quindi questo sì, è aumentata molto la voglia di condividere la propria esperienza di ascolto. Questo ci fa anche piacere, perché avere anche un feedback successivo al momento stesso della telefonata rispetto agli esiti che questo contatto ha avuto con noi sicuramente c'è molto d'aiuto, sia a livello personale che poi a livello formativo, visto che mi occupo anche di questo. Diventano fondamentali questi feedback per formarci sempre al meglio, perché da noi la formazione è continua, noi la definiamo formazione permanente, un po' perché cambiando il genere di telefonate che ci arrivano è importante che siamo sempre sul pezzo, un po' perché anche tra di noi è importante essere sempre supportati. Si cresce, ci si forma anche in base a quello che arriva dall'altra parte del telefono. L'ultima domanda, mi viene da chiederle quanto le difficoltà vissute a causa della pandemia nei 2 anni passati pesano ancora sulle chiamate che state ricevendo, cioè notate che ci siano ancora degli strascichi proprio legati alla pandemia? Sì, assolutamente sì. Pensi che al nostro interno abbiamo dei volontari che si dedicano alle statistiche, quindi vanno proprio a guardare quante volte si fa riferimento al coronavirus, ad esempio. È un dato che si è scelto di monitorare proprio per capire come sta la popolazione, quindi eventualmente formarci anche noi in questo senso per poter essere sempre più d'aiuto. E tutt'oggi, sicuramente meno dallo scoppio della pandemia, però ancora oggi si continuano a ricevere telefonate dove c'è un riferimento esplicito al coronavirus. Magari questo coronavirus ha portato dei lutti importanti, magari ha portato dei cambiamenti nella sfera lavorativa delle persone che ci contattano, quindi devo dire che sì, la risposta è sì, si fa riferimento al Covid ancora oggi nelle telefonate. Grazie davvero. Chi volesse aiutare, mettersi a disposizione, può andare a cercare tutte le informazioni sul sito di telefono, del Telefono Amico, e lì troverà insomma tutti i riferimenti per mettersi a disposizione, dedicare un po' del proprio tempo ad aiutare gli altri e magari anche aiutare se stesso, perché si sa che quando si aiutano gli altri poi ci sono sempre gli effetti benefici anche per chi fa del bene. Grazie davvero a Giada Fratantonio, consigliere di Telefono Amico Padova. Naturalmente buon lavoro e torneremo magari a raccontare come sta andando la vostra attività. Grazie davvero. Grazie infinite a voi, buona giornata. Grazie, buon fine settimana e buon lavoro. E questo insomma è indicativo, questo 80% di nuove richieste d'aiuto legate alla pandemia, legate alla crisi economica, le chiamate di chi dice non ce la faccio, come faccio a pagare le bollette, sono indicative della sofferenza che i cittadini stanno affrontando in questo delicato momento. Noi ci fermiamo ancora, abbiamo la pubblicità, prima le previsioni del tempo e poi dopo la pausa pubblicitaria torneremo con il dibattito politico. Sono tanti temi a carattere nazionale, a partire dalla formazione del nuovo governo, arrivando poi ai temi più strettamente legati al nostro territorio, e sono quelli appunto della crisi, del caro energia, e parleremo anche di autonomia e non solo con i nostri politici. Meteo, pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco. 3S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Benvenuti al Meteo. Ci attendono diverse giornate di tempo stabile grazie all'alta pressione sempre più consolidata sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 ottobre. Sul Veneto, sulle Dolomiti sarà sereno o poco nuvoloso. Altrove avremo un'alternanza di nuvole e di rasserenamenti. Di notte nebbie sparse in pianura e nelle valli prealpine, ma in dissolvimento in mattinata. Precipitazioni assenti.
Temperature gradevoli, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulla costa cielo in prevalenza sereno con deboli venti di brezza. In pianura e sui rilievi cielo a tratti coperto ma sempre senza piogge. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sui settori più settentrionali della nostra regione sarà nuvoloso con nubi basse e foschie, solo in parziale dissolvimento nel corso della giornata, altrove più soleggiato. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Rieccoci in diretta, come annunciato spazio al dibattito politico, e sono tanti i temi di queste ultime ore. Saluto Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno, un saluto ai telespettatori. Buongiorno e buongiorno anche a Vanessa Camani del Partito Democratico, ben ritrovata, grazie per essere con noi. Buongiorno. Stiamo attendendo anche Alain Luciani della Lega, ma inizio subito con Camani e poi Baldan per una lettura di quello che sta succedendo in queste ultime ore in vista della formazione. Sì, forse non si sa, c'è chi mette in dubbio addirittura che si possa arrivare ad un nuovo governo, nonostante Giorgia Meloni abbia detto vogliamo chiudere in tempi rapidi questa partita, ma queste frizioni viste dall'esterno tra Fratelli d'Italia e Forza Italia cosa potrebbero portare, Camani? Beh, insomma, l'avevate fatta tutti un po' facile, nel senso i numeri della vittoria del centrodestra che sono stati certamente ampliati e amplificati da una legge elettorale che ha indubbiamente rafforzato dal punto di vista numerico parlamentare la forza del centrodestra. Sembrava che avrebbe dovuto essere prodromico ad una composizione molto serena del governo. In realtà, come è fisiologico che sia all'interno di una coalizione, che è vero che si è presentata unita a differenza del centrosinistra alle elezioni, ma che presenta forti differenze ideologiche e ideali al proprio interno, è ovvio che determina una serie di frizioni per la composizione del nuovo esecutivo. Io non so se siano vere gli aggettivi che Silvio Berlusconi ha scritto nel foglietto che i giornalisti hanno prontamente fotografato nell'aula del Senato, però è chiaro che in questo momento trovare una sintesi tra tutte le legittime aspettative degli alleati non è semplice. L'Italia ha indubbiamente bisogno di un governo formato da personalità di alto profilo ed è la prima vera prova del centrodestra rispetto alla quale non mi pare né che ci sia la compattezza sbandierata in campagna elettorale né la convinzione. Quindi credo che oggi questo momento di fibrillazione non faccia bene al Paese. Usciamo, ricordo, dall'esperienza del governo Draghi che con tutte le luci e tutte le ombre del caso aveva comunque garantito stabilità e autorevolezza al nostro Paese. Da cittadina italiana auspico che il centrodestra si dimostri in grado di affrontare la prima prova vera, cioè quella della composizione del governo, e che possa presentare al Presidente della Repubblica quanto prima una squadra all'altezza delle aspettative internazionali e soprattutto dei bisogni degli italiani. Baldan, lei che lettura dà? È d'accordo con Camani su queste fratture che insomma erano già in qualche modo sul tavolo alla vigilia del voto? Sì, guardi, ovviamente sì, condivido insomma in gran parte il pensiero. Mi pare che queste elezioni della maggioranza dei presidenti delle Camere hanno dimostrato tutte le contraddizioni che ci sono all'interno del centrodestra, contraddizioni
che, per dire la verità, io ho già espresso da qualche tempo anche relativamente alla formazione del governo, che sembra una formazione di governo a ribasso. Basti pensare solo alle difficoltà a trovare uno degli elementi cardini dei governi che ci sono succeduti in questo paese, che è diventato il ministro dell'economia, e quindi temo che queste contraddizioni che abbiamo visto ieri nelle elezioni l'altro giorno del Presidente della Camera e del Senato si riverbereranno assolutamente anche in ambito governativo, e quindi sotto questo profilo non mi aspetto nulla di positivo, tanto più che vincere le elezioni ovviamente è una cosa, poi andare a governare con tutti i problemi che ci sono in questo paese sono assolutamente tanti, non è solo un discorso di Draghi, di PNRR, stiamo vedendo adesso con il discorso Monte dei Paschi, c'è la questione di Italia, c'è la questione di Ansaldo, ci sono tante partite aperte e una situazione di bilancio che non è assolutamente favorevole anche in un contesto internazionale che poi si sta materializzando in termini di recessione o peggio ancora di stagflazione. Quindi non mi aspetto nulla di buono, vedremo ovviamente, chi ha vinto le elezioni ha il diritto ovviamente di governare, vedremo che governo salterà fuori nei prossimi giorni. Ovviamente un ragionamento si può fare, come rispetto al passato, avere una maggioranza di centrodestra governata da Forza Italia o in parte dalla Lega e invece governata in questo caso da Fratelli d'Italia è tutta un'altra cosa, tanto più che nel programma di Fratelli d'Italia, e qui vedremo il vero volto, viene indicato un piano di volo che io ho semplicemente detto attenzione, perché questo piano di volo nel preambolo del loro programma porta anche a drammatici atterraggi o può portare a drammatici atterraggi per mancanza di carburante. Tutto qui. Saluto, ho visto in collegamento anche Alain Luciani della Lega, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E naturalmente Lega, che fa parte della maggioranza di governo, che sta a guardare questo scambio di frecciatine non poi così tanto velate tra Berlusconi e Meloni. Faceva riferimento Vanessa Camani a quel foglietto con le parole che Berlusconi avrebbe indirizzato alla Meloni, arrogante, supponente e via dicendo. Dall'altra la Meloni che dice mancava la scritta non ricattabile. Insomma, che cosa sta succedendo in questa maggioranza di governo che ancora prima di formare il governo già in qualche modo sta litigando? Salvini, vedo ora dal sito della Repubblica che dice tornerà il sereno. Ma posso dirvi, per la mia esperienza cittadina sulla città di Padova, devo dire che il centrodestra è molto litigioso, anche molto folcloristico molte volte. Cioè, mi sono ritrovato spesso a dover affrontare delle situazioni di crisi proprio con l'alleato, ad esempio, di Forza Italia, che, se ricordate, fu una delle cause per cui l'amministrazione di Bitonci andò a casa, tanto per capirci. Il foglietto mi sembra un po' una roba fatta apposta, insomma, dai, cioè, è ridicolo che uno scriva delle cose, poi lasci il foglietto, poi lo vedono, cioè, era chiaramente fatta apposta per creare una sorta di caso. Siccome non è riuscita quello che Forza Italia voleva fare, una piccola forzatura, non è riuscita, e allora Berlusconi ha ben pensato, secondo me, di fare quel fogliettino così, insomma, ecco, perché che senso ha che il Senato tu scriva degli aggettivi nei confronti della eventuale ipotetica premier, insomma, non ha un senso logico se non voler creare appunto una polemica, una cacciara. E devo dire che su questo il centrodestra è maestro, nel senso che io vedo spesso litigi appunto che non fanno uscire in terra. Il centro-sinistra è un po' più bravo su questo, io lo vedo anche su come governa a Padova, facevano una marea di litigate soprattutto la passata amministrazione, però alla fine arrivavano coesi e compatti. E in questo caso la sinistra si è spaccata prima, insomma, di arrivare al voto. Ritengo che gran parte del successo del centrodestra sia anche dovuto al fatto che il centro-sinistra di governare non è che avesse tanta voglia, ecco. Camani, è un po' preoccupante però quello che sta dicendo, cioè questa litigiosità che caratterizza il centrodestra, insomma, non fa ben sperare per quello che sarà il futuro. Ma io, premesso che dico a Luciani, se vuole facciamo cambio domani mattina, voi state all'opposizione, noi al governo, senza
alcun problema, per cui purtroppo non si può fare naturalmente, ma no, non è che non avessimo voglia di governare, è chiaro che per costruire delle alleanze bisogna essere messi nelle condizioni di poter condividere un programma e un'agenda di governo, e noi abbiamo ritenuto che col Movimento 5 Stelle, per una valutazione che ha interrotto peraltro in maniera traumatica una relazione che stavamo costruendo da tempo di avvicinamento, e mi riferisco ovviamente alla volontà del Movimento 5 Stelle di far cadere in maniera anticipata il governo Draghi, da un lato. Dall'altro lato, con il cosiddetto terzo polo, che poi alla fine è diventato, dopo il voto, il quinto, il sesto polo, non mi ricordo, avevamo chiuso un mezzo accordo, poi Calenda dopo 48 ore o forse meno lo ha disatteso. Noi non siamo una coalizione, non abbiamo voluto essere una coalizione che si presentava al momento del voto unita, senza avere la certezza poi di essere altrettanto unita al momento del voto. Il centrodestra ha fatto una scelta diversa, ma la fa sempre, si presenta in maniera unita agli elettori, e poi il giorno dopo, quando si devono assumere la responsabilità delle decisioni e dunque la responsabilità del governo, le differenze fondamentali, profonde che ci sono dentro i partiti che compongono quella coalizione emergono. Adesso tiene banco la distanza tra Forza Italia, che è una forza politica moderata di ispirazione liberale, e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che è invece un partito di destra sociale, collegata ai partiti più conservatori a livello europeo e internazionale. Ovviamente non soltanto la definizione dei nomi, che su quello insomma si può anche transigere, ma la costruzione di un programma di governo vede appunto Berlusconi e Meloni su due piani totalmente diversi. La Lega in questo momento mi sembra stia facendo un po' il gioco di rimbalzo, cioè sta un po' fuori da questa lite, anche perché è alle prese con una lite vera interna, e questo sta avvenendo anche sui territori, nella regione del Veneto, anche a Padova, visto che Luciani ci ha ricordato la situazione del Comune Veneto, e quindi la Lega è più impegnata in questo momento in una resa dei conti interna per stare dentro la partita del governo. Però è chiaro che l'esito del voto, pur avendo consentito o consentendo al centrodestra di vincere e dunque di governare, ci ha restituito una fotografia dei rapporti di forza all'interno della coalizione di destra molto diversa da quella che eravamo abituati a conoscere. Quindi non sarà un governo e dunque una coalizione a trazione liberale, moderata, di centro, orientata a destra, ma sarà un governo e dunque un programma di governo molto orientato appunto a destra, dove Fratelli d'Italia di fatto detiene non soltanto verosimilmente la carica più importante, cioè quella di Presidente del Consiglio, ma anche il pallino delle decisioni. E su questo inizieremo ad avere problemi. Li vediamo oggi, le prime schermaglie sui nomi dei ministri, li vedremo da domani, quando quel partito, Fratelli d'Italia, quella Giorgia Meloni, che in questi anni è stata indubbiamente molto efficace nel fare il capo dell'opposizione, dovrà invece cominciare ad assumersi delle responsabilità, dovrà assumere delle decisioni delle volte anche complicate e complesse. Le prime saranno quelle ovviamente che arriveranno con i decreti aiuti e con la legge di bilancio, e là sarà la vera prova di maturità di questo centrodestra. Molti scommettono su un fallimento a breve termine del governo di Giorgia Meloni. Io non mi avventuro in queste previsioni, perché nella mia piccola esperienza ho visto che, come dicevano qualcuno, la politica è davvero l'arte del possibile. Però è oggettivo che il Paese ha delle necessità e delle emergenze pazzesche da affrontare, e che ha bisogno di un governo capace di assumersi la responsabilità delle scelte che saranno da fare. Mi pare che non partiamo proprio bene, come non siamo partiti bene, a mio giudizio, dalla elezione dei presidenti di Camera e di Senato, perché anche lì, se ci pensate, il centrodestra, che poteva appunto proprio nella necessità dell'emergenza collettiva, della necessità di costruire anche scelte che non fossero poi così in distonia con una parte importante del Paese, perché ricordo che il centrodestra ha indubbiamente la maggioranza dei seggi in Parlamento, ma non ha neppure la metà dei voti degli italiani. Forse sarebbe stato, a mio giudizio,
più auspicabile una proposta per la presidenza di Camera e di Senato meno, diciamo, antipatica per le opposizioni, perché Ignazio La Russa al Senato, che è un politico ovviamente di tutto rispetto, ma che arriva dalla tradizione di Alleanza Nazionale da un lato, e addirittura l'indicazione di Fontana alla presidenza della Camera dei Deputati, io credo siano state due indicazioni molto partitiche, ma che non aiutano a costruire quel clima di collaborazione, anche di opposizione costruttiva, che forse è ciò che sarebbe servito di più oggi al Paese. Adesso Camani le chiederò anche di questi dei franchi tiratori al momento dell'elezione di La Russa, si stanno ancora cercando i nomi, ma Baldan, l'analisi che ha fatto Vanessa Camani, le previsioni della durata del governo a guida Meloni e anche, ci aggiungo quest'ultima riflessione sulla nomina dei due presidenti di Camera e Senato che dice rischiano di allontanare una possibile collaborazione con l'opposizione. Ma guardi, sul futuro del governo io mi auguro che per il bene del Paese possa durare il più possibile, ci mancherà. Intanto facciamolo partire e poi vediamo che governo è, perché io non sono perfettamente d'accordo con la consigliera Camani. I nomi sono importanti e fanno anche tutta la differenza. Avere un ministro di un'economia di un certo modo o di una certa qualità o di un'altra fa tutta la differenza del mondo. Nella prova che in questi ultimi decenni solo due ministri politici abbiamo avuto all'economia, che è Padoan, che era tutt'altro che un politico, e ahimè Gualtieri. Il resto sono stati tutti dei tecnici e qui mi pare che la scelta stia andando a ribasso, visto che le prime scelte che erano determinate Gualtieri era ministro del tuo governo? Di CDP non sono disponibili, quindi già questo è un punto importante. Vedremo quando parte questo governo. Io mi auguro, ripeto, possa durare il più possibile, perché ci sono tanti impegni, perché la situazione, il contesto internazionale è estremamente duro, difficile e si sta inasprendo sempre di più, soprattutto dal punto di vista economico-finanziario. E quindi mi auguro che su questo ci sia la possibilità quantomeno di prendere delle decisioni importanti già dall'inizio, quindi staremo a vedere. Chiaro che le elezioni, e condivido su questo, dei due presidenti delle Camere hanno manifestato tutta una serie di perplessità, ovviamente non tanto sui nomi, perché sulle caratteristiche tecniche di Fontana o diciamo di La Russa, che conosciamo, insomma più o meno si conoscono bene le loro caratteristiche, anche soprattutto anche di Fontana, visto che è veneto. Ha dimostrato tutta una serie di incongruenze sui metodi, sul fatto che siano uscite tutte queste voci, questi sospetti, queste accuse nel centrodestra, che in qualche modo ha minato, diciamo, un regolare processo di elezione. Il fatto che prima sia stato presentato Molinari, che era impresentabile, perché ricordo che Molinari è sottoposto a un giudizio dal punto di vista giudiziario, per cui, voglio dire, poi si è virati su Fontana, sulla Russa, è uscita tutta quella polemica relativa a quel video, quel filmato che abbiamo visto. Sono decisioni, sono modelli che non fanno ovviamente sperare bene. Al di là del fatto, e su questo concordo, nel 2018 quando il Movimento 5 Stelle governò e iniziò a governare, noi abbiamo dato una Camera all'opposizione, e qui in questo caso ovviamente, ma è nella prassi del centrodestra, hanno fatto giustamente, fra virgolette, per chi la può pensare in quel modo, hanno preso entrambe le Camere. Forse era più distintivo riservare una Camera all'opposizione. Poi Camani voleva intervenire prima, avevo sentito... No, avevo fatto una battuta velocissima, perché sentivo Baldan che si lamentava del ministro Gualtieri, ma che, se non ricordo male, era un ministro del governo sostenuto dal Movimento 5 Stelle, quindi ero solo rimasta un po' disorientata. Era sostenuto dal governo 5 Stelle, ci mancherebbe. Non implica il fatto che quel ministro si sia dimostrato inadeguato a quello ruolo che ha dovuto avere. Guardi, questo è il suo giudizio, ma dopodiché il suo partito ha votato la fiducia a quel ministro, quindi se vuole facciamo la gara a sé e come si sono dimostrati adeguati i ministri del 5 Stelle. Stiamo ancora rimpiangendo Toninelli, per cui
siccome Gualtieri è stato il ministro di un governo sostenuto di cui, anzi, rispetto al quale il Movimento 5 Stelle esprimeva il Presidente del Consiglio, quindi è stato il suo leader politico che è andato da Mattarella a fare il nome di Gualtieri come Ministro dell'Economia, mi faceva solo un po' sorridere l'incoerenza della sua affermazione, che è legittima comunque, naturalmente, ci mancherebbe altro. Può anche sorridere, ci mancherebbe altro, mi fa piacere. Io ribadisco il mio giudizio, al di là di quello che sostiene lei, ribadisco il mio giudizio negativo sul ministro Gualtieri, che era sicuramente il ministro del governo Ministro Conte, del governo del e non è Movimento stata 5 Stelle, una scelta felice sotto quel profilo. Alain Luciani, questi mal di pancia all'interno della Lega, diceva Camani, la Lega sta a guardare anche perché insomma ne ha abbastanza cose da pensare al proprio interno. Lei tra l'altro è una candidatura a sorpresa che un po' ha rotto gli schemi per quanto riguarda il prossimo congresso cittadino della Lega. Innanzitutto le chiedo come mai ha deciso di candidarsi e poi così insomma a sorpresa all'ultimo minuto? No, ho deciso proprio perché essere continuamente tirato per la giacchetta non fa parte del mio DNA, e quindi trovarmi da una parte e dall'altra che si chiede insomma di sponsorizzare uno piuttosto che un altro candidato mi dà alquanto fastidio, ma mi dà fastidio proprio per la domanda che mi ha fatto, che è lecita ed è giustissima, cioè questi mal di pancia all'interno della Lega, e quindi sarei un po' stanco di vivere questa situazione sinceramente, che viene da lontano, perché viene dal momento in cui Salvini decide di staccare la spina con il Movimento 5 Stelle a un governo che secondo me stava facendo bene. E da quel momento lì in poi la Lega non ha più avuto una regia chiara, diretta e trasparente nei confronti degli elettori, e si è cominciato a vedere un imbalzo continuo di affermazioni. Da una parte il segretario diceva una cosa, dall'altra i governatori dicevano un'altra, e da lì in poi si sono deteriorati tutti i rapporti e si è cominciato ad avere un continuo litigio, poi in realtà molto sui giornali ma poco di concreto, che ci ha portato al risultato elettorale a cui siamo arrivati, perché siamo arrivati a quel risultato elettorale perché la gente non sapeva e non riusciva più a capire la Lega chi rappresentasse, cosa stava portando e quali erano le istanze che portava avanti, al di là di alcune punti fermi che possono essere state la flat tax e poche altre cose, ma in realtà abbiamo perso, secondo il mio modesto parere, un po' un'anima dovuta proprio a queste lotte tra le varie, tra virgolette, correnti. Io non sono mai stato abituato ad avere correnti all'interno del partito, ci sono sempre state delle correnti di pensiero, ma una volta che si arrivava a discussione nei congressi si stabiliva una linea ed era quella. Ecco, noi è tanti anni ormai che non facciamo dei congressi ed era poi arrivato quindi il momento, quindi vedere che anche nella mia città, alla quale ho dedicato anima e corpo, si pensi di fare un congresso ancora con i plebisciti per uno o per l'altro, mi sembra una roba irrispettosa nei confronti dei cittadini padovani, anche se pochi ci hanno dato fiducia, ma soprattutto per il futuro della nostra città. E quindi dico, mi metto in prima linea a dire noi siamo la Lega, non siamo le correnti, siamo la Lega, siamo una cosa sola, e quindi ritrovare un'anima che oggettivamente è stata persa nel tempo. Questo è innegabile, insomma. Chiunque oggi io faccio la domanda chi pensi che rappresenti la Lega in questo momento, fa fatica a rispondermi, perché non stiamo rappresentando nessuno se non alcune idee che sono fortissime, importanti, ma alle quali non riusciamo a dare un vero volano. Quindi la mia vuole essere proprio una rappacificazione delle anime, lavoriamo tutti assieme per portare la Lega a quello che dovrebbe essere, cioè un sindacato del territorio, una rappresentanza territoriale che parli dei problemi della gente, perché inutile oggi al governo tutti parlano delle bollette, ma quanti di queste persone che sono al governo, che sono in Parlamento, hanno il problema delle bollette? Cioè, oggettivamente il problema di andare a pagarla fisicamente questa bolletta? Quasi nessuno. E allora io dico, ritorniamo a essere centrali, a dare rappresentanza alle categorie sociali, agli operai, ai commercianti, ai piccoli imprenditori, e ritorniamo quindi alle basi che hanno fatto la fortuna, se volete, anche di Salvini, del nostro partito. Adesso arriveremo ai temi che più ci toccano, proprio come diceva Luciani, quello del caro bollette, ma vorrei chiedere a Camani e Baldano una loro analisi di quello che è accaduto il giorno dell'elezione di La Russa, Presidente del Senato, a questi 18, se non sbaglio, voti che sono arrivati dai banchi dell'opposizione, perché sappiamo che Forza Italia ha solo 2 i voti che lo hanno appoggiato, e da lì poi è nato tutta questa spaccatura. Insomma, che cosa è successo? C'è ancora la caccia ai franchi tiratori, Camani? Ma
allora mi fa un po' sorridere il fatto che ci si occupi di più di chi non avrebbe dovuto votare la Russia e lo ha votato, piuttosto che di chi avrebbe dovuto votarlo e non l'ha votato. Perché guardate, dentro l'opposizione c'è ovviamente l'ordine di voto, però è chiaro che non è determinante se qualche senatore tenderei ad escludere del PD se non qualche caso isolato per scelta personale ha votato la Russia. Il punto è che c'è un partito rilevante della maggioranza che non è che attraverso il non voto del nome indicato dalla coalizione per la presidenza del Senato ha segnalato un problema dentro la coalizione. Se Forza Italia, come sembrerebbe, a parte la Casellati per funzione e Berlusconi per ruolo, non ha votato il candidato alla presidenza indicato dalla coalizione, il problema è politico. Se poi 8 senatori di Italia Viva, 8 di Calenda o 8 del 5 Stelle hanno deciso di votare la Russia, oddio, anche giornalisticamente mi riguarda un po' meno, poi sa, io vengo dalla legislatura dei 101, quindi ormai sono preparata a tutto. Quello che invece secondo me va rilevato è il fatto che un partito importante del centrodestra ha dichiarato di non appoggiare la scelta di La Russa, e perché effettivamente solitamente l'indicazione delle presidenze di Camera e di Senato stanno dentro un quadro, un equilibrio di governo che si costruisce dentro le forze che vincono le elezioni. Tant'è che oggi, archiviata comunque pur in qualche modo l'elezione di La Russa, ci stiamo interrogando su quale sarà la composizione del governo e se e come Giorgia Meloni sarà in grado di corrispondere alle aspettative di tutti gli alleati. A me questa cosa preoccupa. Se ci pensate, è accaduto rarissimamente che non ci sia stata compattezza nella maggioranza, perlomeno nel momento dell'elezione delle presidenze di Camera e Senato, che sono certamente due figure di parte, in questo caso in particolar modo lo diceva bene Baldan, però che sono due figure che rappresentano le istituzioni e che quindi dovrebbero avere un profilo dal punto di vista istituzionale inappuntabile, e già su questo aspetto avrei qualcosa da dire, ma soprattutto rispetto alle quali ciascuna forza di maggioranza, ma mi verrebbe da dire ciascuna forza parlamentare, si sente garantito e rappresentato in qualche modo. Io penso che l'indicazione di La Russa e di Fontana apra un vulnus in questo senso e non fa partire col piede giusto la legislatura. Mi consenta una battuta a Luciani: se vuole un po' di ripetizioni di correntismo dentro il partito, quando vuole sono a sua disposizione. Sì, è un invito, Luciani, veda lei se poi accoglierlo, la collega Camera. No, insomma, qualche indicazione. Qualche esperienza c'è, ecco, qualche... Allora, Baldan, chiudiamo il cerchio di questa analisi a livello nazionale con, insomma, anche 5 Stelle hanno detto noi non abbiamo votato per la Russa, ce ne tiriamo fuori. Ma guardi, ovviamente non lo sapremo mai, perché poi la segretezza del voto ci fa dire che non avremo mai la verità su quello che è successo. Tendo ad escludere, e sono d'accordo con Camani, che il problema non è come hanno votato i franchi tiratori, fra virgolette, ma è il problema riguardante il centrodestra, che ovviamente non ha espresso positività su una scelta che doveva essere estremamente condivisa, almeno dalla parte del centrodestra, se non più unitariamente in qualità di quella rappresentanza di cui parlavamo prima. Tendo ad escludere che il Movimento abbia votato a favore di uno di questi due presidenti. Io le posso dire solamente questo da mia parte: qualora fosse stato eletto al Senato non avrei mai votato La Russa, non solo perché ovviamente in qualità di persona del centrodestra, ma proprio perché non è rappresentativo di quell'unità. Insomma, è inutile che andiamo a fare discorsi poi di cui conosciamo già bene, insomma, le caratteristiche. Per cui le posso dire che io non avrei mai votato, e tendo a pensare che il Movimento abbia espresso esattamente la stessa mia opinione. Una cosa è certa, il Paese ha bisogno di un governo in tempi rapidi, perché ci sono tante risposte da dare alle famiglie, alle imprese. Partiamo da qui subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
E siamo tornati in diretta e allora Luciani, lei prima ricordava il tema del caro bollette, è solo uno dei tanti temi con cui dovrà fare i conti il nuovo governo e insomma lo raccontiamo ogni giorno nei nostri telegiornali, ma lo vedrete anche voi nel territorio, quelle che sono le difficoltà delle imprese, degli esercizi commerciali, delle famiglie che bussano sempre più numerose alle porte dei comuni in cerca di aiuto. E tutto questo in un quadro in cui in Europa si fa fatica a mettersi d'accordo poi su una linea comune. Assolutamente sì, e quindi questo denota anche l'ennesimo fallimento dell'Europa. Non possiamo aspettare, oggi 15 ottobre scadono le bollette e non abbiamo ancora una soluzione, non si è trovata una soluzione, altri paesi lo hanno già fatto. La Germania per il mese che riguarda ottobre-novembre paga immediatamente la bolletta per i cittadini e qui in Italia siamo ancora qua che stiamo aspettando il governo. Cioè, voglio dire, siamo in una situazione e l'Europa fa, come si dice, orecchio da mercante, fa finta di niente. Intanto ci ritroviamo in una situazione, guardate bene che le famiglie non sono proprio in grado di pagare le bollette, il che significa che per quanto adesso si possa prendere tempo, si possa pensare di rateizzarla per prendere tempo, il mese prossimo arriva la prossima bolletta, visto che adesso è diventata mensile. Cioè non ci sono i soldi, non si sa come pagare queste bollette. Quindi voglio dire, questo riguarda le famiglie. Le aziende sono veramente disastrate, ma una roba mai vista. Nel giro di pochissimo tempo, soprattutto la corrente, viene staccata immediatamente. Allora o si fa una legge in cui si deroga e non si può staccare la corrente per almeno 6 mesi e poi chi vivrà vedrà, oppure veramente va presa una soluzione immediata. Ma immediata, non possiamo aspettare neanche 3 giorni, non si può più aspettare perché sono in scadenza le bollette e la gente non sa come pagarle e deve ancora arrivare il freddo. Immaginiamoci quando arriverà il freddo, ormai il freddo comincia a essere alle porte, perché cominciano i primi mal di gola, non so se voi siete fortunati, non ce l'avete, ma io ho già il primo mal di gola, il che significa che non è più una temperatura decente, comincia a arrivare il freddo, per quanto la temperatura in realtà sia ancora, grazie a Dio, alta. Quindi voglio dire, o troviamo delle soluzioni rapide, rapidissime, o siamo veramente messi, veramente messi malissimo. Per cui voglio dire, qui c'è un vulnus, se il governo italiano si sta ancora formando, l'Europa che intenzioni ha? Inutile che ci dicano alcuni addirittura partiti che parlano di più Europa. Ma quale Europa? Che non esiste. Non esiste. Ad oggi non esiste nessuna Europa. Quindi la Germania ha fatto da sé, la Francia sta facendo da sé, troviamo il modo di fare anche noi da sé, altrimenti non. Cioè, voglio dire, la scadenza è oggi delle bollette, non è fra 20 giorni, non è fra un mese, è oggi. Cosa facciamo con queste bollette? Quindi voglio dire, la soluzione va trovata immediatamente, l'Europa si deve assumere responsabilità se vuole essere Europa. Se no, come dicono alcuni, è già finita questa Europa. Con la guerra in Ucraina è finita anche l'Europa, evidentemente. Valdan ha ricordato Luciani questi 200 miliardi messi a disposizione contro il caro bollette dalla Germania, insomma i paesi che si muovono in modo diverso ma soprattutto in modo disunito a fronte di quella richiesta di una Europa unita che era unita all'inizio della guerra ma che ora sul piano economico insomma così tanto unita non sembra. Ma guardi, sul discorso dell'Europa in parte ha ragione il collega della Lega. Allora, innanzitutto bisogna distinguere due cose. È ovvio, come le dicevo prima, la formazione del governo è fondamentale perché il nostro governo qualche decisione veloce la può prendere, no? Penso solo al tema della tassazione degli extra profitti sulle società energetiche o altre società, insomma, come noi avevamo consigliato, anche le farmaceutiche assicurative che hanno avuto profitti straordinari, quindi da quel punto di vista già qualcosa può essere fatto, così come sull'avanzo, su quel famoso tesoretto derivante soprattutto dall'effetto inflattivo che ha creato disponibilità a livello di bilancio. Su questo ovviamente si può agire con il nuovo governo e velocemente per poi giustamente dare ristoro a tutte queste situazioni che riguardano i cittadini ma anche poi i piccoli imprenditori e imprese, assolutamente sotto questo profilo è necessario. Rimane poi il tema europeo. Allora io dico questo, siamo di fronte, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto questo, noi dobbiamo puntare fortemente a in qualche modo appianare tutte queste diversità. Già qualcosa si è fatto perché anche la Germania ha fatto marcia indietro rispetto al suo stanziamento di 200 miliardi
scansionandolo, rimettendolo sotto forma di finanziamento Eurobond e quindi di debito comune rispetto a un debito precedente personale. Bisogna puntare su un piano, su un recovery energy importante, perché noi ci troviamo di fronte a una crisi che è uguale, no? Assomiglia, è molto uguale rispetto a quella del credito del 2009 e della pandemia di qualche anno fa, sul quale necessitano risposte importanti e straordinarie che solo l'Unione Europea può trovare, perché poi nei meandri dei vari bilanci in questi paesi che sono altamente indebitati, nei paesi europei, si trova ormai poca disponibilità. E guardate, do un dato, e l'ho sempre ribadito in questi giorni, in queste settimane, questa crisi sta costando all'Unione Europea oltre €1 trilione di costi. Quindi di fronte a numeri di questo tipo, pensare che non ci possa essere una risposta dell'Unione Europea complessiva, che non si trovi questo piano di recovery energy importante e che si possa perfino scorporare anche la quantità di debito relativo alle rinnovabili, debito energetico rispetto al debito complessivo, insomma qualche struttura poi anche sul discorso Eurobond è assolutamente impensabile e non ci farebbe mai uscire da questa crisi. Quindi l'aspetto europeo diventa estremamente fondamentale. Camani, anche perché è inutile negarlo, l'Italia non ha le spalle grosse come possono averle altri stati europei, pensiamo alla Germania, alla Francia, parlo dal punto di vista economico, per far da sola di fronte ad una crisi di questa portata. Ma premesso che quello che azzoppa un po' il nostro paese è esclusivamente il debito pubblico, quindi è chiaro che affrontiamo questa ennesima emergenza anche con questo handicap in più. Hanno studiato, c'è stata una ricerca recente che prevede che quest'inverno ogni famiglia spenderà mediamente 1.500 euro in più rispetto all'anno scorso per i costi energetici. Si parla di una cifra che dovrebbe girarsi attorno a livello nazionale attorno ai 38 miliardi. È chiaro che di fronte a questi numeri dobbiamo prepararci nei prossimi mesi a dover affrontare dei disagi economici molto pesanti per le famiglie italiane. Soprattutto per quelle che già erano in difficoltà e dunque anche rispetto al rischio di esposizione a nuove forme di povertà, la cosiddetta povertà energetica. Questo dunque è il quadro che il prossimo governo si troverà davanti da qua a poche settimane. Peraltro l'insediamento del nuovo ministro dell'economia e delle finanze sostanzialmente coinciderà con la scadenza dell'ultimo decreto aiuti ter fatto dal governo Draghi. Quindi noi adesso giustamente siamo tutti, come dire, incuriositi dal cosiddetto Toto Ministri. Al netto di chi farà il ministro dell'economia, sebbene abbia ragione Baldan quando dice speriamo, confidiamo che il profilo sia adeguato alla sfida, ecco, è chiaro che chiunque esso sia domani mattina, quando verrà nominato ministro, deve avere in mente esattamente cosa fare, perché la scadenza delle misure adottate fin qua è imminente, la necessità di varare verosimilmente un altro decreto aiuti quater credo sia inevitabile, può contare su una decina di miliardi, ancora non si sa esattamente bene quanti, di risparmi, di eredità, diciamo così, del governo Draghi, ma sappiamo già che quei 10 miliardi non basteranno e che bisognerà trovare nuove risorse. E allora mi va bene la decisione sugli extra profitti, che io condivido, verrà presa dal governo perché è una scelta molto complicata da prendere. La questione flat tax che costa diversi miliardi, che era una delle promesse elettorali del centrodestra, verrà realizzata o verrà come non solo prevedibile ma anche auspicabile accantonata per far fronte all'emergenza? Cioè noi dobbiamo intervenire certamente sulla vicenda, sul fronte dei risparmi energetici, ma anche sulla necessità di aiutare famiglie e imprese che così non ce la fanno. Lo dico anche a Luciani, che è un amico, e non so se abbiamo capito, ma la fase dell'elenco dei problemi e richiamo alla velocità dell'azione e all'efficacia dell'azione di governo è finita. Cioè io mi aspetto che, Alan, tu mi dici domani mattina, quando verrà nominato il ministro dell'economia e delle finanze del tuo governo, quali sono le misure che verranno adottate, perché adesso tocca a voi, voglio dire, più che a te lo dovrei dire a Giorgia Meloni, i banchi dell'opposizione sono scomodi per chi ha ambizione di governo,
ma in queste fasi qua sono anche facili, no? Vado in piazza e chiedo soldi. Adesso la responsabilità di governo ce l'avete voi, e come fare per trovare almeno, secondo me, 20 miliardi e dove indirizzarli dovrete deciderlo voi. Chiudo con una riflessione sull'Europa, perché anche su questo è giusto che facciamo il salto della frontiera, diciamo, no? Dall'opposizione alla responsabilità di governo. Quando leggiamo sui giornali i resoconti di quello che accade nelle riunioni in Europa, è il nulla di fatto, e dov'è l'Europa che non dà risposte, forse sarebbe meglio sottolineare che in quelle riunioni dove c'è un nulla di fatto non c'è l'Europa. Ci sono i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri dell'Unione Europea, che è ben diverso, perché la Commissione Europea e dunque le istituzioni comunitarie in questi anni sono quelli che sono riusciti a imprimere un cambiamento radicale nell'impianto e nell'impostazione europea, passando dall'austerity al recovery plan, cioè alla responsabilità comune. Il problema qua rimane e continua ad essere i Paesi membri, in particolar modo quelli a guida di forze di centrodestra e conservatori, che si occupano esclusivamente dell'interesse personale, nazionale, che è esattamente lo slogan di Salvini, prima gli italiani, e della Meloni. Se però, anziché dirlo Salvini e la Meloni, lo dice il Presidente del Consiglio tedesco, capite che allora è più difficile raggiungere un accordo collettivo che aiuti tutti anche sul gas in sede europea. Allora forse anche qua, anziché continuare a dire che è l'Europa che non funziona, iniziamo a dire che ci sono alcuni paesi che privilegiano l'interesse, e soprattutto quelli forti economicamente, che privilegiano l'interesse nazionale loro all'interesse collettivo di tutta la comunità europea. E finché tutti gli Stati membri non faranno un salto di mentalità in questo quadro, sarà difficile o complicato rendere l'azione della comunità europea efficace per tutti gli Stati membri. Ecco perché io penso che un governo autorevole, che abbia un'impostazione non di chiusura, di isolazionismo, come quella con cui si è caratterizzato a livello di campagna elettorale questo centrodestra, ma invece avere un governo che crede nell'Europa e vuol contribuire a costruire un'identità europea, sarebbe forse un po' più utile oggi a salvare l'Italia, a salvare dunque l'Europa. Naturalmente essere europeisti come noi siamo non significa essere sempre d'accordo con tutto quello che l'Europa fa. Quindi anche noi auspichiamo un'accelerazione della convergenza degli Stati membri rispetto a una politica comune per quanto riguarda l'approvvigionamento, l'acquisto e il prezzo del gas in particolare. Auspichiamo che tutti gli Stati membri agiscano in questa direzione, a partire dal governo italiano, che ancora non ho capito cosa andrà a dire in Europa, perché anche su questo siamo in attesa di sapere cosa vuole fare Giorgia Meloni. Luciani, è doverosa lei la replica. Ma in realtà sono d'accordo con Camani, cioè anch'io sono un europeista, ho un'idea di Europa diversa, nel senso che per me rimane l'idea originaria, cioè un insieme di popoli che compongono l'Europa, che quindi non hanno bisogno di combattersi uno con l'altro, ma bensì, quando c'è rispetto della identità popolare, non ci sono altre lotte siamo in un momento come è stato quello della pandemia, in cui c'è bisogno di far squadra, e bisogna far squadra, cioè non ci sono né santi né madonne, gli egoismi dobbiamo metterli da parte. Il nazionalismo, e io l'ho sempre detto, sono tra quelli leghisti originari per cui sono assolutamente allergico ai nazionalismi, perché i nazionalismi sono individualismi per cui ognuno pensa per sé. Noi abbiamo creato i padri fondatori, e l'Italia, ricordiamolo, è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Siamo per un'Europa dei popoli, per un'Europa che metta assieme i popoli, che non hanno bisogno di far guerra tra di loro per un'identità. Voglio dire, è un po' purtroppo da triste da dire, però i russi che vivono nel Donbass sono ucraini sulla carta, ma sono russi, e non c'era bisogno di una guerra a loro come popolo per sentirsi russi o sentirsi ucraini. Si sentono russi, punto. Non c'era bisogno di una guerra, quindi un'Europa sempre meno degli stati e sempre più dei popoli è un'Europa che ci consentirà di vedere il futuro. Un'Europa di stati non ci consente di avere un futuro.
sulla questione energetica, quando mandammo Di Maio a trattare, francamente fu un qualcosa di imbarazzante. Sull'energia deve essere l'Europa tutta insieme che va a trattare il prezzo, ma perché fa parte anche del mercato globale, cioè, ma vuol dire, più grosso sei, più riesci a ottenere un prezzo più basso. Che senso ha che ogni paese vada a trattare un prezzo e ogni paese abbia una bolletta diversa dell'energia? Mettiamoci anche a competere, visto che dobbiamo fare una sana competizione interna all'interno dell'Europa, però con le stesse condizioni. Guardate che la flat tax non vuole altro che essere questo di fatto, cioè una lotta all'evasione fiscale, ma una riduzione del cuneo fiscale che ci allinei agli altri paesi. Certo, abbiamo parlato del nostro debito pubblico che è rovinoso, però voglio dire, potrebbe essere auspicabile un debito pubblico unico in Europa, che consenta di far crescere i paesi che sono più indietro e a scapito, certo, questo sì, a parte della comunità di chi invece è messo meglio. Voglio dire, questo non è un discorso comunista come direbbero molti, questo è un discorso di buon senso in un mercato unico globale che ci deve mettere nelle condizioni di competere, e l'Europa deve ritrovare la propria anima. Noi avevamo un'idea di Europa che non ci sta riuscendo bene, non è che gli Stati Uniti ci stiano aiutando a avere un'Europa più libera e un'Europa indipendente, stanno cercando di trascinarci sulle loro posizioni. Noi europei siamo una roba diversa, è inutile che facciamo finta. Noi abbiamo lo Stato sociale, abbiamo in Italia la sanità pubblica, cose che negli Stati Uniti si sognano, voglio dire. Abbiamo un modo di vivere la collettività che è profondamente diverso dalla Russia e dagli Stati Uniti. L'Europa deve ritrovare la propria anima. Faccio l'ultimo giro di riflessioni con un'ultima questione, un ultimo tema prettamente legato al nostro territorio, ed è quello dell'autonomia, che è rientrato ieri nel discorso proprio fatto da Lorenzo Fontana poche ore dopo la sua nomina, e ha parlato proprio di autonomia a Baldan, un tema che ritorna dunque sul tavolo per il prossimo futuro governo quando verrà creato. Ma guardi, io ribadisco anche questo, questa è una domanda che insomma da quando poi si chiuse le elezioni è stata fatta sul discorso dell'autonomia. Io ho appreso con estremo piacere, fra virgolette, le parole qualche giorno fa di Bitonci sul fatto che qualche problema sull'autonomia il Veneto l'abbia creato, perché al di là del suo referendum, al di là del fatto che i veneti si sono espressi in modo favorevole, aver chiesto un'autonomia così ampia, probabilmente come Bitonci ha detto, ha portato a non avere nulla in qualche modo a rallentare tutto il processo che ne derivava. E quindi su questo concordo. Se fosse stato un processo per gradi, per varie materie, che poi si fosse espresso durante il tempo, considerando i livelli di assistenza minimi, insomma tutto quello tutti i ragionamenti che bisognava fare, sarebbe stata un'ottima opportunità, e credo che il Veneto avrebbe già ottenuto probabilmente qualcosa. Vederla in questo momento di fronte, stiamo parlando da circa un'ora, abbiamo parlato di tematiche, il fatto che non abbiamo un governo, di tematiche energetiche che sono preponderanti, una pandemia che è ancora in essere, insomma ci sono tante situazioni ancora estremamente gravi. Parlare di autonomia per il prossimo governo, eccetera, come una delle prime cose dal mio punto di vista sarà quasi non ci sarà, secondo me, perché i problemi sul tappeto sono estremamente più rilevanti. Se vuole la mia opinione personale su questo, io mi sono già espresso, pur essendo io favorevole al discorso dell'autonomia, anche se, ripeto, forse andava fatta per gradi. Ritengo che in questa prima parte diciamo di attività governativa, vedremo finalmente questo governo quando sarà all'opera, non ne parleremo più di tanto, sarà un problema che sarà destinato a passare in secondo piano, e mi consenta, così come è giusto che sia, perché in questo momento il Paese ha problemi estremamente più urgenti. Luciani, non è una priorità e comunque non vanno ridotte le materie richieste. Questo in sintesi quello che dice Baldan. Vedete, ci sono i due discorsi sia di Baldan che della Camani che possono stare in piedi, nel senso riguardo all'autonomia, nel senso Camani prima chiedeva dove troviamo le risorse
per il caro energia, cioè avete già idea? E poi risponderò a questo. E adesso ci dice giustamente il rappresentante dei 5 Stelle, la vedo un po' improbabile perché ci sono altre priorità in questo momento. In realtà, se guardate bene, l'autonomia non crea un problema a queste due domande lecite, anzi sono parte e una risposta a quello che chiedeva Camanni. Dove trovate le risorse? Guardate, l'autonomia, se adottate i costi standard, ad esempio della Regione Veneto, che è benchmark dal punto di vista dei costi, plasmati a tutta Italia, domani mattina basta un decreto in cui si adottano i costi standard e si liberano immediatamente 10 miliardi di euro. Tanto per dirne una, voglio dire, dal punto di vista anche economico, a questo Paese questa riforma, che non deve essere solo nella direzione del Veneto, ma può essere sicuramente, deve essere adottata a tutte le regioni d'Italia, consente, anche per gradi, per carità, però consente di liberare risorse immediatamente, senza tanta fatica. Allora voglio dire, da questo punto di vista si può ottenere l'autonomia anche di tutte le 23 materie, certo che non lo riesce a ottenere con un decreto, con una legge in un giorno, ci mancherebbe altro, è un processo, penso che questo sia logico, però pensare di fare una materia alla volta ci mettiamo 23 anni, voglio dire, cioè non è assolutamente questo il modello, dobbiamo fare una riforma fatta bene sull'autonomia, che prevede a tutte le regioni un'assunzione di responsabilità nell'amministrare i soldi pubblici, perché di questo si tratta, e consentire alle regioni che in questo momento hanno dimostrato che possono farlo anche subito. Le regioni che sono più complicate, certo che ci vuole una sorta di passaggio e le cose vanno fatte con calma, però voglio dire, l'autonomia consente di liberare risorse fresche e immediate. Per cui voglio dire, il tema dell'autonomia, si dice oggi non abbiamo portato a casa niente, sì, ma sono passati, c'è il vostro contatore lì sopra, 1819 giorni, e in 1819 giorni non è arrivata neanche una, e la legge quadro, io mi ricordo che ne parlò anche, se non mi ricordo male era un ministro del PD che venne a Padova, mi pare che fosse Bressa, insomma non vorrei sbagliare nome, che venne a parlarci di legge quadro in cui potevamo iniziare a discutere già dell'autonomia, ma non si è fatto nulla. Cioè, o c'è la volontà di riformare lo Stato italiano, Meloni per esempio propone il presidenzialismo e successivamente alle autonomie regionali, ma voglio dire, dobbiamo finalmente fare queste riforme. E se quando hai una maggioranza assoluta come è oggi il Parlamento del centrodestra, quando mai le potrai fare? Perché questa è la verità dei fatti. Se non lo farà questo governo, non lo si farà mai, perché questo governo è sempre stato, lo Stato italiano, difficilmente governabile, sempre precario. Oggi c'è una maggioranza assoluta e non ci sono più scuse. Cioè, rispetto agli elettori di centrodestra, non solo veneti, ma penso alla Lombardia, penso alla Campania stessa, la Campania riceverebbe un sacco di soldi più a livello di sanità, perché oggi la Campania riceve per numero di cittadini meno di tantissime altre regioni dal punto di vista della sanità. Vi sembra giusto? Vi sembra equo? Vi sembra corretto? Ecco, a me non sembra giusto e corretto. Dobbiamo quindi plasmare i costi standard a tutta la nazione. Camanni, la chiusura a lei. Ma sull'autonomia, guardi, noi abbiamo detto da mesi che la richiesta delle 23 materie è una richiesta eccessiva, utilizzata da Zaia e dalla Lega in Veneto come bandierina, ma che è risultata inefficace per raggiungere l'obiettivo. Lo ha ricordato anche Bitonci recentemente, e se non fosse Bitonci dovrei dire che ha ragione, però essendo Bitonci non lo dirò. Però il presidente Fontana nel suo discorso di insediamento a proposito di autonomia ha fatto un ragionamento che io mi sento di condividere. Cioè Fontana dice: realizziamo l'autonomia prevista dalla Costituzione, che si fonda sul principio che l'Italia è un paese che è formato da tante realtà differenti, da nord a sud, da destra a sinistra, e dunque l'autonomia intesa come possibilità di adeguare l'organizzazione dello Stato sul territorio sulla base delle specificità di quel territorio può essere uno strumento che ci consente di far funzionare insieme, quindi in maniera unitaria, meglio le diversità che abbiamo sul territorio. Ecco perché sono assurde le 23 materie, perché la Costituzione dice: tra tutte le materie possibili, queste nuove ed ulteriori forme di autonomia possono essere concesse alle regioni solo se riguardano queste esclusive 23 materie.
Ma se il principio dell'autonomia è che io devo dare appunto più flessibilità organizzativa per delle specificità territoriali, ma vi pare possibile che fatalità proprio il Veneto sia talmente diverso che in tutte le 23 materie presenta delle specificità territoriali tali per cui può richiedere l'autonomia? Ecco perché la richiesta delle 23 materie l'abbiamo definita uno slogan inutile e inefficace, perché non sono state individuate scegliendo esattamente dentro le 23 possibili quali sono le materie rispetto alle quali il Veneto davvero ha delle peculiarità che, se lo Stato viene organizzato in maniera diversa, consente miglior servizio e maggior risparmio. Ma sono state dette tutte, perché il principio non è offrire un miglior servizio ai cittadini, il principio è: voglio far passare surrettiziamente l'idea che se la cosa la faccio io, qualunque cosa sia, anziché lo Stato la faccio meglio. Ed ecco perché, secondo me, la richiesta delle 23 materie, anziché aiutare la causa dell'autonomia differenziata, l'ha azzoppata, e dunque i 1819 giorni passano in vano. Uno, perché il referendum era inutile, una presa in giro, uno spreco di soldi, eccetera, eccetera. Ma soprattutto perché, a parte lo spreco di soldi, la presa in giro, il referendum, la bandierina, eccetera, nulla è stato realmente fatto da Zaia, da Fontana, da Fedriga, dalla Lega di questi territori per realizzare quell'autonomia, perché è più uno slogan che una reale dimostrazione di capacità. E guardi, Luciani, non basta stabilire per decreto che il costo di un qualsiasi servizio in Veneto deve essere uguale a quello della Calabria per risparmiare dei soldi, perché mi ricorda il 5 Stelle quando voleva eliminare la povertà per decreto. È ovvio che la realtà è molto più articolata e complessa, che la prospettiva e l'obiettivo deve essere quello di arrivare a dei costi più o meno uguali su tutto il territorio nazionale, ma è evidente che proprio per le differenze di cui ha parlato Fontana nel suo insediamento ci sono alcune diversità strutturali da nord a sud che non possono essere annullate per decreto. Quindi noi, come Partito Democratico del Veneto, diversi mesi fa abbiamo detto due cose semplici: anziché le 23 materie, partiamo da 7 materie, perché sono quelle attorno a cui possiamo realmente, come Regione del Veneto, fare la differenza. Politiche attive per il lavoro, formazione, infrastrutture, grandi reti viarie, politiche energetiche. Ne abbiamo indicate 7, abbiamo detto su queste 7 domani mattina, se abbiamo maggiori margini di manovra, la nostra regione, proprio per le caratteristiche che ha, che dipendono dal sistema della formazione, che dipendono dalle politiche attive del lavoro e dagli sportelli sul territorio, che dipendono dalla struttura del mondo produttivo e del mondo industriale. Per le nostre caratteristiche, se noi avessimo mano più libera sulle politiche del lavoro, sulle politiche della formazione, sul rinnovamento dell'impianto produttivo, potremmo fare meglio. E poi abbiamo detto legge quadro, e dico a Luciani, la legge quadro era pronta, era già sul tavolo di Draghi. Se il suo partito non avesse mandato a casa il governo Draghi, magari oggi almeno la legge quadro l'avremmo approvata. Ecco perché dico che si chiede l'autonomia, ma non si è fatto finora nulla per approvarla davvero. Grazie, chiedo scusa, ma altrimenti ci oscurano. Abbiamo terminato i minuti a disposizione. Grazie a Vanessa Camani del Partito Democratico, grazie a Flavio Baldano del Movimento 5 Stelle, grazie a Dalia Luciani della Lega. Torneremo perché insomma vedo che è molto acceso il dibattito. Grazie davvero a tutti e tre, grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento di giornata e buon sabato a tutti.